Buongiorno a tutti e a tutte e grazie di essere venuti per questo incontro pubblico sull'inarrestabile consumo di suolo nel Veneto. Ci scusiamo per il ritardo con cui iniziamo, d'altra parte c'è purtroppo un'abitudine di sempre qualche minuto, 10 minuti di ritardo, e dovremo purtroppo modificare l'ordine anche degli interventi, in quanto il professor Pileri, che era a Firenze ieri per un incontro pubblico sullo stesso tema, sta arrivando in treno da Firenze, doveva essere qui alle 9:20 e invece il treno si è fermato a Rovigo. Fortunatamente è ripartito e quindi dovremo invertire evidentemente gli interventi, anche se aveva una sua logica l'intervento del professor Pileri per primo, per presentare e far capire l'importanza del suolo. Allora, io mi chiamo Adriano Marchini, sono il presidente del Consiglio regionale del Veneto di Italia Nostra e ho il compito di introdurre questo incontro pubblico e quindi vi do solo un paio di informazioni che sono legate al perché. Cioè, perché questo incontro pubblico e perché questo titolo? Il perché è molto semplice. Quando in ottobre dello scorso anno l'ISPRA ha presentato il suo rapporto annuale, e quindi riferito al 2022, sul consumo di suolo in Italia, il Veneto, come al solito, cioè da molti anni, è sempre nelle primissime posizioni, che non è però un primissime posizioni di una cosa positiva, è nelle primissime posizioni come consumo di suolo. I dati sono molto, molto chiari e molto evidenti. Nel 2022 nel Veneto sono stati consumati 740 ettari di suolo. Questi sono dati ISPRA, quindi sono dati rilevati in maniera scientifica da immagini satellitari, per cui non ci sono molti margini di errore. Tenete presente che fino al 2017, negli anni precedenti al 2017, il consumo in Italia, nel Veneto era di circa 500 ettari all'anno. Dal 2017 è aumentato, il primo anno, il 2017 è 1100 e poi sta sempre sopra i 600-700 ettari all'anno. E adesso vi spiego perché. In totale quindi nel Veneto sono stati consumati, cioè abbiamo suolo che io chiamo morto, che non è più utile per quelle importanti funzioni che ha nell'ecosistema naturale. Abbiamo 217.824 ettari, questo dati fine 22, pari all'11,88% del territorio della regione. Se poi ci togliamo le montagne, le acque, i laghi, eccetera, arriviamo ad avere un territorio consumato del Veneto di superficie, diciamo, utile per l'agricoltura, per esempio, superiore al 19%. Tenete presente che la media nazionale è il 7,4% e in Europa è ancora più bassa. Ora, perché dal 2017? Perché nel 2017 è stata approvata nel Veneto una legge contro il consumo di suolo. È un paradosso. Dal 2017, cioè da quando è stata approvata la legge contro il consumo di suolo, nel Veneto il consumo di suolo è aumentato. E perché? Perché evidentemente la legge è inefficace, perché è una legge, ma dopo ne parlerà meglio la professoressa Mazzoleni, è una legge che ha delle premesse condivisibilissime, ma poi nella pratica, là dove andiamo a vedere l'applicazione pratica, è piena di deroghe e di assunzioni per cui faccio un esempio, tutta la pedemontana veneta, che sono centinaia di ettari consumati, non è consumo di suolo per la legge, cioè è qualcosa che evidentemente sta in un limbo, ma non viene considerato, e poi ce ne sono tante altre. Alla luce di questa considerazione, tenendo presente che il suolo è un bene prezioso ed è un bene limitato
Cioè noi di quanto suolo disponiamo lo sappiamo esattamente su tutto il mondo e su tutta l'Italia e su tutto il Veneto, perché è una misura che si può fare in maniera precisissima. E mentre, per esempio, del ferro, diciamo quanto minerale di ferro c'è nel mondo non lo sappiamo e possiamo sempre sperare di trovare, ho citato il ferro per dire un qualsiasi altro metallo o minerale, del suolo questa risorsa, questo bene è limitato, è ben contingentato ed non si può riprodurre. Per fare qualche centimetro di suolo vivo, occorrono centinaia, più di 1000 anni. E dopo il professor Pileri, quando arriverà, evidentemente ne parlerà di questo. Per cui, sulla base di queste premesse, abbiamo ritenuto importante incominciare, portare avanti, iniziare un'azione di informazione specifica su cosa vuol dire il consumo di suolo e quali sono i problemi legati all'attuale normativa sul consumo di suolo. Quindi l'incontro di quest'oggi era previsto che per primo parlasse il professor Pileri, il professor Pileri, come dicevo, ha dei problemi di arrivo, quindi arriverà più tardi e quindi invertiamo i ruoli. La professoressa Mazzoleni ci parlerà, e adesso le do subito la parola, gli aspetti normativi, sulla legge, sulle problematiche connesse all'urbanistica, cioè perché il consumo di suolo vuol dire urbanistica, pianificazione. E poi il dottor Grigoletto ci parlerà di un caso particolarmente paradossale che è il Bosco dello Sport. 40 ettari di pura campagna che verranno in buona parte cementificati, impermeabilizzati in varie maniere, che per la Regione Veneto non sono consumo di suolo. Cioè quello non si sa, ma non è consumo di suolo, non viene classificato. E, paradosso ulteriore, viene realizzato, dovrebbe essere realizzato, utilizzando quei fondi previsti dallo Stato per rigenerare le zone degradate. Quindi la campagna di Tessera, ho detto al dottor Grigoletto che abita a Tessera, siete in un'area degradata e pertanto questa forse è la ragione per la quale evidentemente, cioè quando noi pensiamo a tutte le aree che ci sono a Marghera, zona industriale, che potrebbero essere recuperate proprio per questo scopo. Quindi io non tolgo altro tempo, do solo 2 informazioni aggiuntive. Fuori c'è un banchettino in cui abbiamo messo a disposizione di chi volesse i testi del professor Pileri, che io vi consiglio caldamente di leggere, quindi di acquistare, perché sono veramente illuminanti. Sono fatti poi con una casa editrice Altra Economia che dimostra l'attenzione che il professore ha a non farne elementi di informazione e di controinformazione più che di operazioni di tipo editoriale economico. E poi l'ultima informazione che è molto importante, in questi giorni Italia Nostra insieme con Legambiente e col WWF ha presentato un appello rivolto alla società civile proprio perché ci sia una forte mobilitazione a livello regionale sul tema del consumo di suolo, in modo da poter essere attivi e anche elementi di, non dico condizionamento, ma di informazione per la nuova legge che dovrebbe riordinare tutta l'urbanistica e tutte quante le leggi legate all'urbanistica della Regione Veneto. È un appello che voi potete trovare nei vari siti di Italia Nostra, Legambiente, WWF, e che è rivolto a tutte le associazioni ma anche ai singoli che su questi temi sono interessati. Quindi io lascio la parola alla professoressa Mazzoleni e vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza. Si sente, ma è meglio che usi il microfono. Intanto ringrazio sempre per l'invito.
e soprattutto mi fa molto piacere che ci sia un pubblico che ancora ha interesse a volersi informare sulla situazione che riguarda lo stato del contesto nel quale vive. E magari se vede che questo contesto è un contesto che sta in modo significativo ed evidente degradandosi, si chiede, si pone delle questioni. Io sono molto fiduciosa nel fatto che le persone informate possano comprendere e giudicare. Io sono assolutamente convinta che è solo attraverso un processo di informazione che si possano avere degli argomenti per comprendere, primo, che cosa sta succedendo, secondo, i modi in cui succede e forse anche capire quali sono le responsabilità da attribuire. Quindi io ritengo che sia molto fondamentale un lavoro di informazione e soprattutto che si comprendano attraverso l'informazione anche delle condizioni che sono via via sempre più complesse. Non è solo dando un quadro che il quadro che viene restituito, in questo caso sarà il quadro del processo di trasformazione del territorio, sia immediatamente comprensibile, siano immediatamente comprensibili i motivi per cui si è arrivato a quel quadro. E quindi molte volte è anche complesso riuscire a comprendere le ragioni e a capirne la logica. Però questo sforzo bisogna farlo, e questo sforzo bisogna farlo anche sapendo che ci sono delle condizioni che sono anche di tipo, diciamo, tecnico e normativo, che non sono sempre comprensibili. Io mi devo occupare per forza di questo, e quindi io spero anche nel momento in cui vi restituirò il quadro, facendo una sorta di bilancio a 20 anni e più dalla legge regionale del 2004, di che cosa è successo e in fondo di chi sono le responsabilità. Sicuramente sono istituzionali, ma sicuramente sono anche sociali. Cioè di una società che forse non è proprio così disposta a riconoscere il bene comune. Quindi è un insieme di concause che hanno visto delle istituzioni che hanno fortemente nutrito nel nostro paese, non solo, il Veneto in maniera quasi esagerata, e lo si vede dal modo in cui i processi di trasformazione territoriale sono avvenuti, ma diciamo che il nostro paese dal dopoguerra ad oggi ha puntato sostanzialmente sul settore edilizio la propria logica di sviluppo del paese. Quindi è un settore che è stato sempre più tenuto in considerazione di altri, che ha assorbito una quantità di risorse che, se solo facessimo la stima dal dopoguerra ad oggi, del flusso di risorse che nel processo redistributivo di soldi pubblici sono andate a finanziare il settore edilizio, quindi la casa in proprietà, capiremmo che la società è stata fortemente nutrita da una logica che ha favorito moltissimo la formazione dell'individualismo possessivo, ossia l'individualismo proprietario. E questo non è di poco conto, relativamente a che cosa? Al fatto che effettivamente si è in gran parte risolto un bisogno della popolazione, che è quello abitativo, ma che di questo non si è fatto carico lo Stato, se non in modo molto molto parziale, e che questo è stato spostato sulla società, quindi facendo risolvere il problema abitativo alle singole famiglie, in un modo che non è stato sicuramente tra i più virtuosi dal punto di vista dei processi con cui è avvenuto, e vedremo il processo della dispersione ha molto a che fare con
questo tipo di trasformazione del territorio, però che cosa ha fatto? Ha costruito un sistema di stato sociale, di welfare, che è stato fortemente costruito con lo spostamento di risorse massicce nel settore edilizio. E il settore edilizio è quello con cui si trasforma il territorio. Quindi il fatto di avere oggi in Italia una componente che è anche dal punto di vista patrimoniale, la Banca d'Italia con le ultime analisi ha mostrato molto bene che oggi il ceto medio-basso è quello la cui consistenza patrimoniale è data soprattutto dalla proprietà della casa, ed è quello che in parte lo salva dal punto di vista che non deve metterci soldi nell'affitto, e quindi, però nello stesso tempo fa capire che questa forma di patrimonializzazione attraverso l'acquisizione della casa che c'è stata nel corso del tempo e ancora oggi ha portato comunque a un investimento anche da parte delle famiglie lì, togliendolo ad altri tipi di consumi, per esempio quello della scuola ai figli, per esempio quello di altre forme di investimento, perché tutto è stato orientato e dirottato, soprattutto da parte del ceto medio e medio-basso, verso la patrimonializzazione. Allora, adesso arriviamo a noi, perché questo volevo dire che cosa? Non sempre le responsabilità le vediamo in istituzioni che io ritengo molto degradate, nel senso che non a caso nel titolo ho detto ipocrisia, degradate perché quello che viene fuori è un quadro proprio di ipocrisia. Faccio e costruisco delle leggi, definisco dei principi e poi faccio l'opposto perché questi principi vengano perseguiti. E questa è ipocrisia. E lo vediamo a tutti gli effetti, guardando la legislazione e tutti gli strumenti che sono stati messi a punto, anche con espedienti, cioè non sempre nel modo legittimo, anche con espedienti, perché fosse possibile fare che cosa? Non disturbare chi fa. E questo l'ha detto prima ancora che la nostra Presidente del Consiglio, a cui ho sentito che è stato ripetuto fin dall'inizio, da quando si è insediata, ma ancora prima il Presidente della Regione Veneto ha detto non disturbiamo chi fa. Ma che cosa vuol dire non disturbiamo chi fa? Cosa vuol dire? Vuol dire non mettiamo sistemi regolatori o comunque lasciamoli il più scadenti possibili. Cosa vuol dire? Enunciamo dei grandi principi, perché questo nella retorica va bene, e magari la gente ci crede, e magari pensa che facciamo proprio così, ma però facciamo sì che questo sistema di regole, anche una volta messo, poi sia derogabile. Questo vuol dire istituzioni che non funzionano, vuol dire che non compiono il loro ruolo. Perché? E qui veniamo al dunque. Attraverso soprattutto l'esito di una politica che è quella del governo delle trasformazioni territoriali, forse più che in altri settori riusciamo effettivamente a capire come si è definita questa responsabilità istituzionale, ancora di più col territorio, ancora di più verificando quali sono le condizioni che hanno portato all'attuale assetto. E siamo in questa condizione perché disponiamo di strumenti sempre più elaborati, sempre più fatti da nuove tecnologie, quindi nel digitale qui siamo proprio all'interno di quello che è un settore di forte avanzamento del settore delle tecnologie, e quindi noi oggi abbiamo dei quadri che ci restituiscono con estrema precisione quello che sta avvenendo, da tutti i punti di vista, non solo del costruito, ma anche del degrado territoriale. Quindi noi oggi abbiamo, attraverso le immagini satellitari, la possibilità di capire tutto. Allora, abbiamo l'ISPRA,
che è il sistema nazionale, che da un po' di anni è composto anche dalla rete delle ARPA regionali. Quindi noi abbiamo un sistema regionale che è composto da decisori, ma anche da istituzioni, l'ARPA, che è dentro la regione perché è un'istituzione regionale, che deve fare il monitoraggio del territorio, che compie il monitoraggio del territorio, e questo monitoraggio a che cosa deve servire? A orientare le politiche, altrimenti a che cosa serve? Quindi noi oggi abbiamo una situazione di totale schizofrenia, sia a livello nazionale che a livello regionale, ossia abbiamo l'ISPRA con la rete delle ARPA e abbiamo le ARPA che dovrebbero appunto con il ruolo che svolgono orientare le politiche. Succede assolutamente l'opposto. A livello nazionale l'ISPRA da anni dice stiamo andando molto male, non stiamo sicuramente andando nella direzione degli obiettivi che anche il nostro Stato si è impegnato a raggiungere attraverso una serie di documenti sottoscritti, per esempio quello sulla riduzione del consumo di suolo fino entro il 2050. Anzi, c'è addirittura un altro invito che fa la Comunità Europea, l'Unione Europea, che dice no, ma se riusciamo a farlo entro il 2030 è meglio, perché lo stato del compromissione a livello europeo, ma non solo, mondiale, è fortemente allarmante dal punto di vista ambientale. Quindi se lo riduciamo prima meglio. E quello che dice l'ISPRA è guardate che stiamo andando nella direzione opposta a livello nazionale. Ebbene, a livello nazionale abbiamo ancora una legge urbanistica ferma alla 1150 del 42, e meno male che esistano ancora alcuni paletti, seppur piccoli, fermi, che danno ancora lo stato la condizione di uno stato di diritto in questo Paese, e abbiamo una legge sul consumo di suolo che dovrebbe tra l'altro non essere divisa da quella sul governo del territorio, ma far parte di un'unica legge che definisca le condizioni attraverso le quali, le linee guida attraverso le quali ci si deve muovere per andare nella direzione della sostenibilità ambientale, ovviamente della riduzione del consumo di suolo, ma anche di una pianificazione a cui si dia un ruolo, perché sono gli strumenti di piano poi che fanno la differenza. Quindi è la qualità di questi strumenti che fa la differenza. E dobbiamo anche sapere che queste linee guida servono da una parte alla Regione perché stabilisca poi la messa a punto attraverso quelle linee guida dei provvedimenti, e dall'altra parte abbiamo gli enti locali che hanno invece, dal punto di vista dell'urbanistica, hanno una grande discrezionalità. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche i comuni hanno una responsabilità grande perché hanno grande discrezionalità, e questa discrezionalità li può portare anche a fare delle politiche giuste, anche se le leggi regionali non sono assolutamente adeguate. Quindi le amministrazioni, certo in quei casi sono messe in una condizione molto più pesante, perché se ci sono delle leggi regionali che possono permettere anche alle amministrazioni locali di fare delle politiche adeguate, è più facile. Se invece ci sono sistemi che permettono, diciamo derogatori, che permettono di fare l'opposto rispetto a quello che voglio perseguire come più corretto e più giusto, le amministrazioni comunali che volessero andare in una direzione diversa sono fortemente messe in difficoltà, perché avrebbero la forte pressione degli operatori che chiedono ovviamente che quelle deroghe permettano loro di fare delle cose in contrasto magari con quello che è l'obiettivo che si è posto magari un'amministrazione comunale. Ma questo per dire che le amministrazioni comunali possono anche evitare di usare le deroghe. Devono saper molto costruire molto bene l'argomentazione. Da quale punto di vista? Dal punto di vista della appropriatezza dell'azione, in questo caso regolativa, che devono saper difendere e dimostrare in funzione di che cosa? Del raggiungimento dell'interesse pubblico. Se io dimostro che riesco a portare avanti la difesa di un interesse pubblico molto ben argomentata, soprattutto quando c'è un sistema derogatorio, la devo molto ben
motivare, allora vinco anche contro il contenzioso. Lo dimostrano molti comuni che si sono operati in questa direzione, molto pochi. Ecco, provate a pensare voi qual è la classe politica che amministra la maggior parte dei comuni nel Veneto. Quanti ne possiamo trovare che hanno la condizione, ma anche la condizione e la struttura per poter andare in una direzione così? E quindi che cosa succede? Non solo che si adeguano alle deroghe, ma addirittura se le possono usare al meglio le usano. Quindi oggi noi abbiamo una compresenza di degrado del livello istituzionale, diciamo, centrale, partendo dallo Stato, che non ha ancora provveduto a fare linee guida sul governo del territorio, del paesaggio e del consumo di suolo messi assieme, poi il degrado ancora maggiore delle regioni, che adesso hanno chiesto ancora maggiore autonomia, siccome è passata questa legge sarà ancora più difficile pensare di andare in una direzione giusta, se quello che vediamo è quello che possiamo pensare potrà continuare, e dall'altro il degrado del livello locale, che ha una grande diciamo, possibilità decisionale anche in difformità rispetto a quelli che sono gli orientamenti del livello superiore, ossia della regione, nella sua discrezionalità, perché è dotato di forte discrezionalità, e questo è molto importante, però il problema, come vi dicevo, è che non è sempre facile. Adesso volevo arrivare, è solo per rafforzare questo aspetto che ho detto dell'ipocrisia. La legge regionale del 2004 del governo del territorio aveva un principio assolutamente evidente, l'aveva dichiarato, tutte le leggi regionali lo dichiarano, ma anche quella del Veneto, che rispetto alle finalità della legge, che erano appunto le prime parti della legge, l'impianto doveva basarsi su che cosa? Sulla promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescere e di benessere dei cittadini senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali. Pensate che non sia condivisibile? Assolutamente sì, è un principio assolutamente condivisibile. Tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica, assolutamente condivisibile, salvo che non ci siano gli eventi speciali, i giochi olimpici, perché allora le cose cambiano. Utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Era chiaro l'obiettivo, era chiaramente espresso il fatto che si doveva ridurre, si sarebbe dovuto ridurre il consumo di suolo. Quindi, che cosa diceva però questo principio? Solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione. Voleva già dire una cosa molto chiara: dovete fare un bilancio, cioè si deve mettere a punto un bilancio dell'esistente per capire quali sono le condizioni dell'esistente che sono di non utilizzo o di degrado o di abbandono. Immaginatevi quante sarebbero state queste risorse se solo si fosse voluto individuare la quantità e le modalità con le quali erano disperse nel territorio. Era chiaro, l'obiettivo era: qualsiasi strumento di regolazione deve in qualche modo mostrare fin da subito quali sono le risorse riutilizzabili. Era chiaro, era evidente. Quindi nella direzione della riduzione del consumo di suolo questo principio conteneva già un'indicazione. Nessun PAT ha questo bilancio, l'ha avuto fin dall'inizio, non è stato chiesto che il PAT, dalla successiva disposizione dei criteri di indirizzo regionale che hanno dovuto dare i contenuti a questi principi della legge, ci sono stati delle circolari della giunta regionale.
nelle precisazioni per l'attuazione di questi principi non è stato assolutamente richiesto ai comuni che nel quadro conoscitivo ci fosse messo in evidenza qual era lo stato del patrimonio di degrado, perché a quel punto la richiesta di ulteriore consumo di suolo doveva andare a bilancio o verificata con questo stato delle cose. Non è mai stato chiesto, a tutt'oggi non è ancora richiesto ai comuni di fare questo bilancio. Quindi che cosa vuol dire? Che nelle previsioni di trasformazione che sono state fatte con un criterio assolutamente non giusto, motivo per cui oggi si chiede che il consumo di suolo lo si faccia con i criteri con i quali a livello nazionale e a livello europeo si calcola il consumo, cioè l'effettiva trasformazione dei suoli. È stato fatto con criteri assolutamente diversi, già impostati in questa legge, che erano il calcolo della superficie agricola utilizzata e della superficie territoriale complessiva, cioè era il rapporto tra la SAU e la superficie territoriale. Non vi dico che cosa è successo nel calcolo della SAU, perché non era quello che fin dall'inizio si è posto, è il modo in cui riuscire a considerare il consumo di suolo mettendo dentro nelle condizioni della determinazione di che cosa era urbanizzato alla data in cui si faceva il PAT, non tanto l'effettivo consumo, ma lo stato del territorio che comprendeva anche le previsioni di piano, ossia delle previsioni di sviluppo già inserite nei piani regolatori ma non ancora utilizzate, addirittura semplicemente previste e nemmeno con dei piani presentati e nemmeno con delle convenzioni fatte, cioè solo la previsione di sviluppo di un'area, quella diventava già terreno edificato. Cioè il famoso consolidato, altro termine, cioè o è urbanizzato o non è urbanizzato. Cosa vuol dire consolidato? Era quel termine che permetteva di mettere dentro anche tutte le aree e le previsioni di piano che non erano state realizzate e che però facevano già consumo. E quindi quello che io avevo come quota che potevo prendere con questo rapporto tra SAU e superficie territoriale, quella quota che con varie stime era stata stabilita all'interno dei PAT, sì, allora poi passo. No, questo insistevo su questi aspetti perché, e voglio anticiparlo subito perché non vorrei poi non dirlo, sono i punti importanti che si chiedono nell'appello che è stato promosso dalle 3 organizzazioni importanti che si occupano da tempo di non solo della salvaguardia del territorio, dello sviluppo sostenibile, ma anche di strumenti di regolazione che siano effettivamente strumenti di regolazione e di controllo, e nella difesa dei valori del paesaggio, nella difesa del patrimonio. Insomma, è inutile che vi dica che parliamo delle principali associazioni, Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF, ma anche di un insieme di società attiva che si è riconosciuta oggi come, chiamiamolo più come presidio territoriale nel controllo di alcune trasformazioni, magari le più macroscopiche, le più evidenti, hanno portato oggi molte persone a organizzarsi per chiedere che non si andasse in quella direzione. Ecco, oggi si chiede nell'appello proprio di cambiare il modo in cui si calcola il consumo di suolo, che il calcolo del consumo di suolo sia corrispondente, uguale a quello che viene oggi stabilito dall'ISPRA e comunque con il sistema di rilevazione che ormai è diffuso a livello europeo. Quindi questa è una delle prime condizioni, e poi le altre condizioni che sono appunto presenti in questo documento sono quelle di fondo, che chiedono, guardate che quella legge, così come la state proponendo, di revisione, è da cambiare radicalmente nella sostanza. Certo che si chiede il massimo,
ma si chiede il massimo dopo aver visto, e adesso vediamo qual è l'esito dei processi territoriali, perché lo si veda proprio anche nelle immagini che sono molto eloquenti, di quello che è successo più o meno dal momento in cui si è attuata la legge regionale dal 2004 al 2020, quello che vedete, lo scenario, è qualcosa che non aveva bisogno di una legge, sembra uno sviluppo del tutto spontaneo, che cosa ha fatto? Non ha solo aumentato la quantità del consumo, non ha solo aumentato la quantità del consumo, che è inevitabile in processi di sviluppo, ma l'ha fatta realizzare con modalità che hanno compromesso in modo molto forte la qualità complessiva dell'habitat. Ha talmente compromesso, proprio con le modalità con cui è avvenute, gli ecosistemi, ha configurato una trasformazione del territorio che, siccome ha prevalso la dispersione insediativa, ha portato oggi sempre di più alla richiesta di interventi, per esempio, di maggiore razionalizzazione dal punto di vista infrastrutturale. Quindi in questa forma di dispersione dell'insediamento sono aumentate anche notevolmente le infrastrutture. E quindi non è solo l'edificato in termini di centri che sono aumentati, ma sono aumentati soprattutto nei piccoli e medi centri, non nei grandi. Quindi è quello che ha fatto la dispersione insediativa. E da che cosa è data questa dispersione? Soprattutto dalle case in proprietà fatte da piccole proprietà. Questa è la grande sostanza di queste trasformazioni. Lo si vede più in dettaglio in questa restituzione, perché sia chiaro che qual è il livello appunto di compromissione. Oggi arriviamo appunto alla messa in evidenza anche non solo delle quantità, come vi dicevo, ma anche delle modalità che permettono forse di più di poter orientare gli strumenti al controllo anche delle modalità in cui avviene la trasformazione del territorio. Se solo le volessimo leggere, se solo le volessimo usare queste informazioni. E allora quest'altra mette in evidenza che cosa? Che a quella trasformazione del territorio è anche corrisposto un aumento e una distribuzione degli effetti delle isole di calore che non sono più concentrate a livello urbano, ma si sono ovviamente molto allargate a livello territoriale. Quindi noi oggi possiamo benissimo monitorare anche questi altri esiti, come vi dicevo, oltre a quelli del consumo di suolo, e sono quelli appunto della dispersione del calore. Allora, questo che cosa vuol dire? Che abbiamo tutti gli elementi anche per dire dove è più importante che arriviamo a una rinaturalizzazione delle aree, perché queste isole di calore o questa dispersione del calore sia mitigata da interventi molto seri dal punto di vista della rinaturalizzazione, non solo della riduzione del consumo di suolo, ma anche di altre politiche. Allora, io vengo a questa immagine, poi, come sempre il tempo è. Mi preme molto farvi capire che quello che è successo nel Veneto, da quando c'è la legge, dal 2004, è una delle situazioni peggiori a livello nazionale. Quindi non è solo che, come altre situazioni d'Italia, abbiamo fatto male perché siamo un paese che se può trovare dell'escamotage va bene, ma quello che è successo nel Veneto è la peggiore prestazione in molte condizioni a livello nazionale, anche nel consumo di suolo. E come restituisce questo istogramma, il Veneto, vedete, è soprattutto dal 2016 e 2017, dal momento in cui si è creata la legge sul consumo di suolo, si è voluto cercare di fare una legge che aveva come titolo riduzione del consumo di suolo, e poi, come sappiamo, non è stato così, fino ad oggi, fino almeno in questo caso era il 19, le cose non sono certo cambiate dopo, è quella che ha consumato di più.
a livello nazionale. Non solo, è quella che ha a livello nazionale le peggiori prestazioni dell'habitat, quindi la frammentazione, che è la maggiore nel territorio veneto rispetto al livello nazionale, ha portato a un livello di degrado delle condizioni dell'habitat che sono le peggiori a livello nazionale. Quindi devo dire, sicuramente sono condizioni che dovrebbero non solo allarmare, ma far sì che effettivamente ci sia un cambiamento di indirizzo, perché è chiaro, se io voglio usare questi dati per orientare le politiche, è chiaro che devo cambiare molto nella sostanza. Ebbene, noi ci troviamo di fronte a una legge, anche questa è un'ulteriore restituzione, come vedete, dell'andamento del Veneto rispetto al consumo, in questo caso di suolo, e come vedete la curva del Veneto è molto alta, poi si avvicina a quella della Lombardia, che a un certo punto la supera, ma come avete visto nell'istogramma precedente, quantitativamente è stato molto più importante il consumo di suolo nel Veneto. Ovviamente la parte relativa agli istogrammi per provincia fanno capire che comunque quello che è avvenuto non solo da quando è stata approvata la legge, ma soprattutto da quando la legge regionale sul governo e consumo di suolo, ma anche con la legge del 2017 le cose sono assolutamente non andate bene. E quindi che questo cosa vuol dire? Che hanno funzionato moltissimo le deroghe. E le deroghe in che cosa sono consistite? Ecco, per esempio, questa è una delle deroghe. Questa è la Pedemontana Veneta. La Pedemontana Veneta ha consumato più di 800 ettari. E di questi 800 ettari non c'è assolutamente conteggio. Non è poco, perché è quello che si consuma in un anno e quindi che la regione Veneto, che consuma abbastanza, ha consumato in un anno mediamente, negli ultimi 3-4 anni. Quindi questo è assolutamente fuori dal consumo di suolo. Poi che cos'altro? Questo. Qui ci sono altri due esempi, poi ci sarà il blocco dello sport, quindi ho già fatto un anticipo che vi permette di capire come funziona l'ipocrisia. Questo nel Veneto non è consumo di suolo, perché si chiama deroga e siccome la chiamo deroga non entra nel conteggio, ossia ho costruito un sistema magari complesso, magari che stabilisce quali sono i modi per arrivare a una riduzione del consumo di suolo e poi apro un capitolo che si chiama deroga, ma non solo deroga, ma anche fase transitoria tra l'uscita di una legge e la sua applicazione. Allora, nel primo caso che vedete è Casale. Casale sono 50 ettari. Non è poco 50 ettari. Non ha sicuramente il comune di Casale a disposizione una possibilità di consumo fino al 2050 di 50 ettari. Ne aveva 12. Ma siccome l'intervento che è stato fatto è stato presentato da una società immobiliare, non c'era domanda su quelle aree, è semplicemente investimento immobiliare, è puro investimento immobiliare, dove nelle condizioni che naturalmente possono essere di maggiore vantaggio, vicino all'autostrada, con più elevati valori posizionali, dove l'investimento immobiliare si piazza subito, in assenza appunto di governo e di controllo attraverso gli strumenti urbanistici. Quell'area è stata presentata da questa società di sviluppatori in attesa di poter essere destinata alla logistica, perché la logistica preme soprattutto nel Veneto, ma non solo, anche in Emilia, eccetera. E come è stato possibile che adesso questo piano stia ancora condizionando il comune di Casale? Nonostante ci sia stato il fallimento di uno dei proprietari di queste aree, nonostante non abbiano ancora raggiunto un piano effettivo, ma siamo ancora che tengono in ballo l'urbanistica di quel comune ormai da diversi anni, perché la legge del 17 sul controllo del consumo di suolo non è stata resa immediatamente esecutiva come altre.
ma gli hanno dato quella condizione dei 15 giorni, sono bastati, fino alla pubblicazione sul bollettino regionale. Sono bastati quei 15 giorni, e forse qualcuno sapeva quali erano gli interessi in gioco, per non averla fatta immediatamente esecutiva a livello regionale, sostengo io, perché è poco comprensibile diversamente, perché qualcuno solo presentasse al comune dei piani attuativi, ma senza che fossero stati ancora visti, senza che fossero stati ancora discussi e senza che fossero stati ancora approvati. Quando la stessa legge diceva rivedete il consolidato a tutti i comuni e togliete dalle previsioni dal consolidato tutto quello che avete messo dentro che non era stato oggetto di piani attuativi approvati. La stessa legge che dice questo ti consente in quei 15 giorni di presentare dei piani così. Vedete? Per capire queste cose bisogna andare addirittura a vedere se alla fine della legge è prevista l'immediata esecutività o no. Quindi è un lavoro complesso, perché bisogna non solo guardare le deroghe, ma guardare anche tutti questi elementi che io chiamo espedienti, perché allora si capisce come mai diventano legittimi, perché hanno legittimità, non sono abusivi. L'altro caso, che è quello di, poi dopo chiudo perché non voglio, l'altro caso è quello di Roncade, è un altro sistema, quello sì che è entrato nel sistema di derogatorio possibile. Questo è un intervento della e-commerce, ossia del commercio elettronico. Non è logistica e tantomeno è fabbrica o attività produttiva, è commercio nella nuova forma. Le leggi sul commercio regionali non consentono di usare delle aree andando in deroga col SUAP, se non le faccio passare come produttive. Ebbene, in tutte le descrizioni di questo intervento Amazon si chiama fabbrica. È una nuova forma di commercio che si avvale ovviamente della logistica, ma è una nuova forma di commercio. Non è la logistica produttiva, che è un'altra cosa ancora. Questo per dirvi che in SUAP vanno le richieste dei grandi centri di distribuzione dell'e-commerce. Non è solo Amazon, ma Amazon è il più potente, che ha fatto più pressioni nel Veneto, ma non è l'unico. E come vi dico, anche in quel caso abbiamo il consumo nel caso di Roncade è 1,50 e l'altro è intorno ai 23 per fare 73. Ecco, quindi quello è assolutamente fuori dal consumo di suolo. Ma parliamo di quote che sono addirittura 3 volte quelle attribuite ai comuni, fino al 2050. Quindi si tratta di deroghe importanti dal punto di vista delle trasformazioni e che ci fanno capire perché dal 2017 siamo saliti. Perché è tutto effetto appunto di un sistema che a quale di logica, ed è lì l'ipocrisia, che la logica è quella di evitare il più possibile sistemi di regole, ma sono quelle che costruiscono lo Stato di diritto, che mettono i cittadini di fronte a uno Stato di diritto, il sistema di regole. Le devo fare al meglio, devono avere anche flessibilità, ma se mi do dei principi, quelle regole li devono perseguire. Basta. Ringrazio ovviamente la professoressa Mazzoleni che quando non l'ho presentata ovviamente avete capito che è una docente di urbanistica dello UAV, dalla competenza e dalla passione che ha proprio messo nell'aspetto della pianificazione urbanistica. E il professor Pileri è arrivato, sta cercando il Candiani, da Foresto non sa dov'è, ma comunque andiamo avanti e quindi lascerei la parola al dottor Grigoletto, che è un giurista esperto.
esperto proprio in materia di, specialmente di normativa che riguarda il territorio, e volevo solo aggiungere due cose che sono molto importanti. Le deroghe sono numerose nella legge, sono quelle che hanno permesso proprio di far sì che si consumi il suolo, ma formalmente non esiste, non c'è traccia, non viene conteggiato, non viene identificato. Fra le più importanti deroghe ci sono ovviamente tutti i lavori e le opere pubbliche, tutti i lavori che passano attraverso lo sportello unico per le attività produttive, quindi se uno volesse fare una fabbrica, se volesse fare, come ha spiegato la dottoressa, vengono fatti rientrare anche i poli logistici, l'attività di cava, i cosiddetti ambiti di urbanizzazione consolidata, per cui tutti gli spazi che rimangono all'interno, verdi, non edificati all'interno di aree urbane, diventano spazi dove si può fare quello che si vuole, non sono considerati assolutamente spazi da rispettare. Ogni comune ha avuto assegnato un certo quantitativo sulla base della legge regionale che, come abbiamo ben visto, poi non viene utilizzato perché è tutto in deroga. Allora io lascio subito la parola al dottor Grigoletto, che, come dicevo, è un esperto giurista proprio in materie molte volte legate agli aspetti ambientali e urbanistici, che ci parlerà del bosco dello sport, questo paradosso di 40 ettari di non consumo di suolo. Qualcuno ci spiegherà come, utilizzando soldi per la rigenerazione delle aree degradate urbane. Dottor Grigoletto, a lei la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio Italia Nostra dell'invito. Sì, quello lì. Perfetto, alla stragrande. È da premere. Ecco qua. Allora, dicevo, buongiorno a tutti, ringrazio Italia Nostra dell'invito. No, allora vediamo questo caso esemplare, tipico, insomma, di non consumo di suolo. Ma il paradosso, appunto, che i fondi vengono realizzati con gli strumenti finanziari per evitare il consumo di suolo. C'è da dire che, come diceva prima il dottor Marchini, ha detto 40 ettari, all'interno ci sarà anche degli interventi di verde. No, quasi 40 ettari, 36, rotti, sono solo di nuova superficie pavimentata o costruita. Quindi noi stiamo parlando di edificazioni, poi vedremo quali, di parcheggi, strade e altre infrastrutture come viadotti e quant'altro. Il dottor Marchini, e ho intenzione di attenermi, mi ha chiesto una presentazione light, ecco. E questo ho preparato. Chi fosse interessato alla relazione long, dura quasi 2 ore, è molto interessante approfondire i singoli temi. Ma andiamo, procediamo. Allora, vediamo innanzitutto di cosa si tratta il progetto, in cosa consiste il progetto. Allora, si tratta, come ho detto prima, di una nuova superficie pavimentata costruita. Abbiamo capito che il consumo di suolo è dato anche dagli interventi infrastrutturali, come i parcheggi, come le strade, come le piste ciclabili, come le vasche con finalità idraulica. Il tutto sono 40 ettari incastrati poi vedremo meglio, questa è la planimetria del comune, che dice e non dice, e poi c'è una planimetria ruspante che ha fatto Italia Nostra, dove secondo me si evince meglio. Si tratta di una nuova città dello sport. Bosco ovviamente è un termine rubato, ecco, perché in realtà l'intervento fondamentale è un intervento infrastrutturale sportivo. Questa è la destinazione delle aree.
vedete, ecco, questa è una elaborazione di Italia Nostra, e è una superficie lineare che si incastra fra questa, ecco qua, fra la bretella autostradale che congiunge l'autostrada Mestre-Trieste con l'aeroporto Marco Polo, il fiume Dese, la statale 14 e questa è la città di Tessera, questo è il Forte Rossarol. Come vedete, in totale terreno agricolo e sulla destra comincia anche l'area della bonifica storica. Quindi indubbiamente dal punto di vista dell'ISPRA è consumo di suolo. Perché dal punto di vista normativo non è consumo di suolo? Perché gli impianti sportivi, infatti è previsto uno stadio per il gioco del calcio da 16.000 spettatori, è prevista un palazzetto dello sport per il gioco della pallacanestro da 8.000 espandibile fino a 12.000 spettatori in caso di grandi eventi. È prevista di progetto una piscina olimpionica, per cui adesso non c'è ancora il finanziamento, l'immancabile centro di medicina privato, un polo scolastico. Tutto questo è stato dichiarato col Consiglio Comunale che ha approvato la variante di interesse pubblico. L'interesse pubblico insieme all'urbanizzazione consolidata e tutto l'elenco della legge del 2017 sul consumo di suolo non viene conteggiato come consumo di suolo. Ecco, qui vediamo un rendering, insomma, e a destra c'è lo stadio, il palazzetto dello sport, la piscina olimpionica di progetto e tutti gli altri edifici di servizio. Ovviamente sono previsti anche parcheggi interratti e poi sembra all'interno di una foresta. Invece vedremo alla fine come interventi analoghi dove prevedono una forte urbanizzazione, come poi appaiono le foreste. Vabbè, questo l'avete visto sui giornali, questa è l'arena al coperto e questa è lo stadio per il gioco del calcio. Non so se è stato umorismo macabro dei progettisti, ma hanno messo un aeroplano, come posso dire, che sta cadendo, vedete la scia. Ecco, mi sembra veramente di cattivo gusto, perché tutto questo è realizzato nelle vicinanze dell'aeroporto e nei pressi della futura ipotizzata, non ancora reale, ma ipotizzata, seconda pista. Quindi c'è anche questo elemento di sicurezza aeronautica su cui oggi noi non entreremo. Il quadrante di Tessera, il sole ingannatore delle sinistre. Ecco, io volevo dire questo, che quella di oggi non è una critica partitica contro questa amministrazione. Questa è una critica di politica ambientale che con i partiti politici non ha nulla a che vedere, che ha visto i vari colori politici, bianchi, rossi e verdi, adottare le stesse scelte. Infatti il fatto di realizzare, poi vedremo una new town, perché la città dello sport è solo l'inizio di un gigantesco puzzle, è una scelta delle giunte di centrosinistra che hanno governato la città per 30 anni. Tessera doveva essere il nuovo polo di espansione delle terraferme. Infatti il quadrante di Tessera che vedete qui si tratta dell'intervento più importante che contraddistingue il piano di assetto del territorio del 2014 PAT, voluto dalle giunte di sinistra e che prevede l'espansione di Mestre verso nord. Qui faccio riferimento alla delibera del Consiglio Comunale numero 5 del 2012, poi è vero c'è stato lo scandalo del Mose, il Comune è stato sciolto e quindi l'approvazione definitiva è con la delibera della Giunta Provinciale 128 del 14, ma il Comune di Venezia, che ha voluto l'espansione di Mestre verso nord, è il Consiglio Comunale 30-31 gennaio del 2012. Chi l'ha votato si assume le proprie responsabilità.
E quindi cito un film di Nikita Mikhalkov, Gran Premio speciale della giuria al 47esimo Festival di Cannes e Oscar al miglior film straniero, Il sole ingannatore. Nel 2012 sembra impossibile, ma c'era il sole ingannatore dello sviluppo urbanistico. Sembra il Medioevo, invece era l'altro ieri. Ancora nel Veneto, dove si sente sempre di parlare di tutela del paesaggio, dell'ambiente, il Green Deal, l'economia circolare, lo sviluppo sostenibile, consapevole, le nuove generazioni, i siti UNESCO, il paesaggio più bello del mondo, abbiamo più turisti del mondo e ancora agiamo nella logica delle new town. Quindi è veramente un solo ingannatore. Vabbè, il quadrante di Tessera, il PAT, prevede 40 ettari destinati ad area sportiva, nuovo stadio, 60 ettari ad attività economiche varie, commerciali, direzionali, produttive, servizi alle imprese, turistici e 10 ettari a viabilità. Questo prevede il PAT, che sapete dalla legge 11 che ha presentato benissimo la professoressa, la legge 11 prevede 2 livelli di progettazione, un livello di indirizzo, il PAT, e poi il livello esecutivo che è il piano degli interventi. Poi la previsione del PAT è stata atterrata, diciamo così, dalla variante urbanistica che vale anche come piano degli interventi, adottata dal commissario straordinario che ha sostituito il sindaco dopo gli eventi del Mose, del 29 maggio 2015, che prevede nell'area 600.000 nuovi metri cubi. Andiamo avanti velocemente, non ci fermiamo. Ecco qui, si vede bene il bosco cittadella dello sport in giallo e il quadrante di Tessera voluto dal PAT vigente, vedete come il tutto fa scopa. A ulteriore riprova di come queste politiche siano trasversali, vi faccio riferimento a questo bellissimo libro, Consumo non di suolo ma di luogo, Pendragon 2017, che si occupa della futura, è approvata poi col numero 24, legge regionale dell'Emilia Romagna, adottata da un altro colore politico rispetto a quello che governa in Veneto. Anche qui c'è qui c'è un ulteriore elemento che prima non è stato detto ma è importante, e che la pianificazione avviene attraverso l'urbanistica contrattata, che va a sostituire l'urbanistica pianificata, cioè i vari accordi, che poi sono accordi con i privati, per esempio per realizzare un singolo intervento edilizio, automaticamente diventano strumento urbanistico. E non solo, la legge regionale dell'Emilia Romagna dice che la pianificazione di primo livello, il nostro PAT, poi i piani degli interventi vengono realizzati attraverso gli accordi pubblico-privati. Quindi la urbanistica contrattata si sostituisce alla urbanistica pianificata. Capite che qui salta tutto il sistema della legge urbanistica 1150 del 42, perché uno dei principi, l'articolo 9, dice che tu non puoi costruire se il tuo titolo edilizio non rispetta la destinazione urbanistica. Ma qui nell'Emilia Romagna il titolo edilizio si costruisce ed esso stesso diventa pianificazione urbanistica. Questo vuol dire che la pianificazione non esiste più. C'è un investimento e lo strumento urbanistico si adatta all'investimento proposto. Torniamo a Tessera. Ovviamente l'idea di fare un centro sportivo non è un'idea nuova, andiamo velocemente. Progetto di Zamparini di fine anni 90, con l'immancabile polemiche dei sempre agguerriti abitanti di Tessera,
E poi il famoso progetto degli americani del 2018, dichiarato, vedete, di interesse pubblico, il grimaldello, con delibera del Consiglio Comunale la 42 del 18, poi non se ne è fatto più niente perché c'è stato il Covid e gli investitori americani del Venezia Football Club hanno preso altre strade. La telenovela dei finanziamenti. Allora, come detto, il Bosco dello Sport, la cittadella dello sport, in un primo momento era finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Voi mi chiederete, ma con i fondi Bosco dello Sport o della forestazione o i fondi sportivi? No, qui è la cosa interessante. Vengono chiesti i fondi della missione 5, inclusione e coesione. Scendiamo a cascata perché il PNR è qualcosa di complesso e consiglio a tutti, visto che comunque nel bene e nel male è qualcosa che si sta attuando in Italia, di tenerne una copia sul comodino e leggerlo ogni sera prima di addormentarsi in tutte le sue missioni, componenti e misure, perché bisogna scendere. Allora, PNR, missione 5, inclusione e coesione. Componente 2, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Già qualcosa scricchiola qui, ma è nella misura 2 che viene integrata, che viene utilizzata per il Bosco dello Sport la misura 2, rigenerazione urbana e housing sociale. Francamente di housing sociale su uno stadio per il gioco del calcio ci vedo ben poco. Poi la misura di attuazione dell'investimento 2.2, piani urbani integrati, arriviamo quasi alla fine, che vengono con questo orribile neologismo messi a terra col decreto legge 152 del 2021. Quindi andiamo a vedere cosa dice il 152 del 2021 per questi piani integrati. Ah sì, questo è lo schema di finanziamenti. Velocemente, andate all'ultima riga, poi se volete vi lascio le slide. La quota PNR sono 93,5 milioni. Il Comune di Venezia, con mutui e risparmi di spesa, investe altri 210, il costo dell'opera è di 303 milioni di euro, ma che subirà adeguamenti per via del caro delle materie prime. I 93 milioni,5 del PNR, a questi bisogna aggiungerne più di 30 perché il totale della quota PNR della città metropolitana di Venezia sono 130 milioni di euro. Non ci occupiamo degli altri 30 perché vanno per interventi su strutture sportive minori nella città metropolitana. Quindi concentriamoci, quota PNR 93,5 milioni di euro. Ma torniamo a vedere cosa diceva il famoso decreto legge 152 del 21. Per quale motivo vengono dati questi 93,5 milioni di euro? A fine di favorire una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale. 2. Promuovendo la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile, mi raccomando, sempre ecosostenibile, delle strutture edilizie. Io non vedo una struttura edilizia da rifunzionalizzare. E delle aree pubbliche, neanche quelle aree pubbliche, perché ci sono aree private e poi ci sono le aree del casinò. Altro obiettivo, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo. Ma quello non è riduzione di consumo di suolo, perché in base alla legge del 2017, essendo dichiarato di interesse pubblico, non è consumo di suolo. Vedete che abbiamo fatto scopa e vedete che servono gli avvocati? Ecco, anche attraverso operazioni di demolizione, che non ne vedo, e di ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato, con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico. Ecco, i soldi
dell'articolo 21, che sono quelli che sono stati usati per il Bosco dello Sport, dovevano servire a questo. Poi andiamo avanti, vabbè, c'è il comma 6, ma non c'è tempo. Anche questo non c'è tempo. In altri e più chiari termini, l'area di intervento non presenta alcuna caratteristica di spazio urbano degradato, come abbiamo visto prima dall'immagine del satellite. E qui ringrazio Stefano Boatto, che la prima cosa, quando hanno approvato la prima delibera sul Bosco dello Sport, perché di questo ci stiamo occupando da 2 anni, da più di 2 anni, dal dicembre del 2021, quando abbiamo fatto la prima passeggiata patrimoniale con Italia Nostra in mezzo alla campagna, che è stato bellissimo. Abbiamo visto cose che voi umani non potete mai vedere, non potreste mai immaginare, non vedere. Ecco. E quindi ci abbiamo dedicato 2 anni. Per questo essere sintetici è difficile. E Stefano mi diceva: fai vedere una foto da satellite contornando l'area per far vedere che non si tratta di un'area degradata, ma neanche di uno spazio urbano. Cioè è campagna, territorio agricolo vergine. Eccolo qua. Sono andato a fare le foto, dovevamo andare anche con l'amico Carletto 10 giorni fa, ma non è stato possibile. Si tratta di terreno agricolo di bonifica in cui, fra l'altro, in queste siepi campestri, con la riduzione dei concimi chimici e dei pesticidi, si è ripopolata una fauna straordinaria. Io abito a Tessera, uscendo stamattina di casa nella nebbia, la strada che separa la mia casa dalla laguna, ho visto attraversare 2 lepri. Ma lepri, ma volpi, ma ci sono fagiani, garzette, aironi, i bisacri, qui Federico Antinori che saluto di Rembolo, no, una specie aliena, ci sono qualche volta anche i fenicotteri. È l'ultimo ambito di terraferma ancora non edificato in Laguna Nord, dopo che la Laguna Sud è stata trasformata negli anni 20 e 30 nelle varie zone industriali. E allora il Comune di Venezia l'ha passata liscia? No. Questa volta le cose non sono andate come proprio si voleva, perché si è trovato un giudice a Berlino, nel senso che la Commissione europea ad aprile di quest'anno, in base anche, e non solo, alle segnalazioni di Italia Nostra e di altre persone, ha ripreso in mano il fascicolo, ha visto che non si poteva dare questi finanziamenti per interventi di consumo di suolo e di non rigenerazione urbana, e allora ad aprile di quest'anno, cosa più unica che rara, perché di solito l'Unione Europea cosa fa? Fa le verifiche a posteriori, se vede che i fondi non sono stati utilizzati correttamente, lo Stato che ha questi comportamenti poi scende nel ranking. E invece qui c'è stato un atto veramente clamoroso. PNR, la Commissione Europea esclude dalle risorse lo stadio di Firenze e il Bosco di Venezia. Cioè sostanzialmente è stato revocato il finanziamento. Dichiarazione del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche dei coesioni e il PNR Raffaele Fitto. Quindi non sono io che parlo, è il Ministro. Buono pubblico. Qua parla il Ministro. Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello Stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a favore delle risorse PNR. I servizi della Commissione, infatti, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio, che era stato chiesto dal Comune di Venezia, hanno confermato la non eleggibilità di entrambi gli interventi nell'ambito dei piani urbani integrati PUI delle rispettive città metropolitane. I soldi sono stati revocati. Sì. Ecco, questo è il decreto di revoca. Io ci sono fatto un quadretto. Nel frattempo vengono sospese dal Comune di Venezia tutte le gare d'appalto
e il Comune addirittura decide di far causa allo Stato. Mamma mia, sono cose veramente che fanno tremare le vene dei polsi. Stadio, il Comune fa causa al governo, nel mirino il decreto che toglie i fondi. Di fronte a questa situazione, tutto sommato per il governo dello Stato di un inutile fastidio, cosa fa lo Stato italiano? Un nuovo decreto del Ministero con cui vengono riassegnati gli stessi finanziamenti al centesimo, 93,5 milioni di euro, però questa volta sul finanziamento PNC. Cos'è il PNC? Il Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNR, quindi sempre di PNR si parla, però questa volta sono fondi statali e quindi non può più arrivare quella cattivona della Commissione europea a revocarli. Peccato però che sono sempre fondi anche statali destinati ai piani urbani integrati di rigenerazione urbana dall'articolo 1,2 lettera L di un nuovo decreto che è il 59 del 2021. Sì, scusate, 2021, qui c'è scritto 11 ma è un refuso, poi lo correggo, è 2021. Questo decreto legge sostanzialmente stanzia delle risorse, questa volta statali, sempre per i piani urbani integrati. E i piani urbani integrati, come abbiamo visto prima nel decreto legge 152 e nel PNR depositato a Bruxelles, sempre questa funzione hanno. Investimento 2.2, piani urbani integrati. L'intervento piani urbani integrati, questo è proprio il PNR italiano, è dedicato alle periferie delle città metropolitane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata, qui nessuno ha partecipato a niente, con l'obiettivo di trasformare i territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. PNR italiano dovrebbe essere il nostro Vangelo. Piani urbani integrati, quelli che vengono realizzati a Tessera. Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di pianificazione tra il comune principale e i comuni limitrofi più piccoli, con l'obiettivo di ricucire tessuto urbano ed extraurbano, colmando deficit infrastrutturali e di mobilità. Andiamo all'ultimo periodo. L'investimento, vedete qui, giù, prevede la predisposizione di programmi urbanistici, che è quelli di cui stiamo parlando, di rigenerazione urbana partecipati, finalizzati al miglioramento di ampie aree urbane degradate. Ripeto, non abbiamo visto aree urbane degradate. Alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi spazi, di nuovi servizi alla persona e al miglioramento dell'accessibilità e dell'intermodalità delle infrastrutture, anche allo scopo di trasformare territori metropolitani vulnerabili in territori efficienti, sostenibili e produttivi, aumentando ove possibile il loro valore. Ecco, a Tessera non c'è nulla da aumentare il valore, perché oltre ai terreni agricoli che abbiamo visto prima, ci sono villette in mezzo alla campagna, unifamiliari di persone benestanti, e quelle che sono affittate al personale, ai piloti, alle compagnie aeree, e quindi c'è un discreto giro economico a Tessera, e quindi non c'è nessuna situazione di perdita di valore. Allora, le risorse sui piani urbani integrati avrebbero potuto essere impiegate in altro modo? Potrebbero e dovrebbero essere spese per riqualificare ambiti urbani che presentano reali criticità economiche, sociali e edilizie. Qualche esempio: Porto Marghera, o Marghera stessa, qui è l'edificio dell'Agenzia delle Entrate, che se non sapete di futura cederà le funzioni e verrà demolito. Questa è un'area, per esempio, perfetta dove si potevano fare investimenti anche sportivi. O ampie aree di Mestre, via Piave, Corso del Popolo, ex Umberto I. Mestre ha bisogno come il pane dei fondi di rigenerazione urbana, e questi vengono, abbiamo visto, spesi in mezzo alla campagna. Ecco allora che sugli striscioni non si dovrebbe scrivere solo riprendiamoci la città, che è giustissimo. È vero, come dicono gli amici dei comitati di via Piave, servono le guardie. Io sono dell'opinione che serve una precisa presenza forte delle forze dell'ordine, però negli striscioni dovrebbe essere scritto anche ridateci i nostri soldi,
perché una città riqualificata presenta migliori condizioni di vita per gli abitanti e richiama funzioni, cosa che non è a Mestre, perché come vi ho detto nell'accordo di programma del febbraio del 2023 sul Bosco dello Sport è previsto lo spostamento anche di istituti scolastici. Quindi le strutture sportive, i relativi immancabili attività economiche, i negozi di supporto, centri di medicina, strutture scolastiche, sono tutte funzioni che verranno portate via da Mestre. Le conseguenze ambientali velocemente le abbiamo viste, gli accordi di Parigi sul clima del 15 sono atterrati nell'Unione Europea con il regolamento 852 del 2020 sugli investimenti sostenibili, che prevede che le nuove opere devono non arrecare danno significativo agli ambienti naturali, danni che il nuovo progetto provocherebbe viste le aree dove è stato collocato, che abbiamo visto prima. Si tratta dell'ultimo tratto di gronda lagunare rimasto integro dopo l'industrializzazione di Porto Marghera fra le due guerre. L'area di intervento, ecco, questa è l'area, vedete, dove verrà realizzata l'arena per il gioco della pallacanestro. Altre immagini che abbiamo visto prima, limitrofa alle ZPS e ZSC della Laguna di Venezia, e si tratta di aree, parte del sito UNESCO Venezia e la sua laguna, con l'antico borgo storico di Tessera e la caratteristica torre cilindrica. È vero che il bosco non viene realizzato dentro il sito UNESCO, però c'è un'opera molto impattante che attraversa il sito UNESCO, che è la tangenziale di Tessera. Ecco qua, velocemente stiamo finendo. La tangenziale di Tessera, che ha sollevato criticità da parte della stessa Commissione regionale VAS, perché vedete in questa immagine in giallo, questo è Tessera, questo è il Cappio, qui a nord viene realizzato il bosco, Forte Rossarol. Questa è la tangenziale di Tessera prevista nel PAT, che è vigente fino ad aprile dell'anno scorso, mentre l'accordo sul bosco prevede in arancione una tangenziale stretta che passa all'interno delle case di Tessera. La Commissione VAS ha sollevato delle criticità, quindi questo dovrà essere necessariamente rivisto, anche se comunque è diventato norma urbanistica attraverso l'approvazione, dovrà essere rivisto perché la Commissione VAS ha sollevato dei problemi, perché questa che viene realizzata come tangenziale di Tessera, da un lato è una traversa interna e dall'altro è realizzata troppo in aderenza al Forte Rossarol. Quindi non è vero che sia andato tutto liscio. Per questo io consiglio a tutti i cittadini di chiedere, se non è fatta, la valutazione ambientale strategica di tutte le varianti, anche le più piccole, perché se non si fa la VAS si fa la verifica di assoggettabilità a VAS, chiedere che i piani, i programmi urbanistici vengano pubblicati prima dell'approvazione, quindi non accetto che gli amministratori locali dicano potevate muovervi prima. La procedura è chiara e imposta da direttive dell'Unione Europea. Pubblicazione dei piani, la possibilità ai cittadini di fare osservazioni e poi l'approvazione. Chiedete la procedura di VAS, di valutazione ambientale sugli strumenti urbanistici, anche i più piccoli, perché qualcosa succede sempre, perlomeno dal punto di vista informativo. La nuova Mestre, e ho finito, se sommiamo il Bosco dello Sport alla nuova stazione dell'alta velocità dell'aeroporto, al centro di medicina presente all'interno del progetto del bosco, ai 2 vertiporti per droni che verranno collocati sempre a Tessera, alla cittadella del fotovoltaico prevista nelle aree dove si sarebbe dovuta realizzare la seconda pista di proprietà della società di gestione dell'aeroporto, alle ipotesi di sviluppo dell'aeroporto contenute nel nuovo master plan del 2037, al terminal di Canoghera Montiron, allora vediamo che l'asse di sviluppo strategico di Mestre si sta spostando sempre più verso questa parte di territorio. Conclusioni. Vedo Marchini. È chiaro che il progetto, eufemisticamente definito Bosco dello Sport, non è minimamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, di economia circolare e di Green Deal di Next Generation EU e del Piano Nazionale
per gli investimenti complementari PNC. Si tratta, è per tabulas, si tratta del vecchio progetto della cittadella dello sport di Tessera, tirato fuori dal cassetto dopo oltre 20 anni, in cui è prevista un'importante cementificazione per la realizzazione di una serie di impianti sportivi in aperta campagna, sull'esempio di quanto avvenuto ad Atene per le Olimpiadi del 2004. Io sono andato, ho fatto delle foto che adesso vi faccio vedere, anche lì doveva essere tutto bello, verde, ecosostenibile ed ecoconsapevole. E adesso la cittadella di Calatrava si trova abbandonata in queste condizioni che adesso vi faccio vedere. Il tutto con il mascheramento di filari di alberi, tipico esempio di greenwashing, per questo la parola bosco, che nulla hanno a che vedere con il concetto di bosco e di naturale. Ecco qua, questo è quanto si presenta oggi la cittadella olimpica di Atene, il bosco spelacchiato, immense aree di cementificazione e questa è la heritage che è abbandonata e non utilizzata da nessuno. Grazie per l'attenzione. Allora abbiamo ringraziato il dottor Grigoletto per la sua brillante e contenuta relazione. La mia preoccupazione, conoscendo il dottor Grigoletto, è che se gli prendeva la mano e la passione potevamo andare avanti fino al primo pomeriggio, e quindi è stato bravissimo. E adesso è arrivato il professor Pileri, quindi darei direttamente la parola al professor Pileri, che è docente al Politecnico di Milano di pianificazione urbanistica ambientale, che ci parlerà proprio del valore del suolo, di quella che sono quelle caratteristiche naturali del suolo che ne fanno un bene preziosissimo e indispensabile per la vita in questo pianeta, e il cui consumo non fa altro che creare danni alla nostra vita e a quella dei nostri figli. Professor Pileri, a lei tranquillamente. Buongiorno, scusate, ma sapete da dove arrivo? Ve l'hanno detto? Sì, io ho detto. E cosa vi hanno detto? Sentiamo. Treno Italia, non vi hanno detto da dove arrivo? Da Firenze. Perché Firenze avete visto che insieme a Venezia sono i due bocciati per lo stadio. Quindi io oggi potrei morire di infarto, insomma. Nel senso che ho appena visto il Viola Park, che è una tragedia. Erano aree agricole di pregio nella piana di Ripoli ed è stato fatto un enorme campus calcistico per la Fiorentina. A Milano vogliono fare nuovi stadi, qua si vuole fare il nuovo centro, siamo circondati. Una cosa mi viene da dire però a Grigoletto, ma così, giusto perché credo che oggi l'attenzione debba essere spostata, lo dico anche a Italia Nostra, lo dico anche a noi docenti universitari che stiamo troppo zitti, così lo dico subito, dovremmo parlare molto di più, perché va spostata nel momento in cui vengono scritte quelle maledette leggi. Ecco, perché noi ci siamo troppo abituati a intervenire dopo, ma quando scrivevano quel DL 152 del 2021 è la legge che fondamentalmente traghetta il PNRR. Quando ci fu le bozze di quella legge, io stesso scrissi degli articoli e dicevo ma cosa state scrivendo? Però ahimè l'attenzione un po' dell'associazionismo, un po' dei cittadini, chiaramente fin quando non si vede la cosa arrivarci addosso, anche devo dire giuristi muti, la cosa non si solleva. Poi è tardi sollevarla. Noi oggi dobbiamo, ai noi, muoverci prima. Bisogna con grandissima fatica muoverci prima. E questo è molto importante, perché di fatto in quelle parole che ho visto, quell'articolo che ho visto,
qui in questa platea è evidente che tutti noi diciamo ma che roba, no? Non è così, non è così, ma in realtà l'urbanistica è una lingua straniera, vi assicuro che quell'articolo funziona perfettamente per fare le peggio cose e autorizzarle, attenzione, ok? Perché la stessa legge urbanistica del Veneto dice di non consumare suolo, ma adesso vi farò vedere 2 numeri, lo consuma e come. Quindi è tutto un groviglio ormai di parole che ha cancellato qualsiasi buonsenso e noi dobbiamo intervenire lì, molto prima di quando arriva il bosco dello sport, quello come si chiama, ok? Molto prima. E quindi bisogna attrezzarsi probabilmente oggi in modo molto diverso, facendo anche le parole dell'ambiente, le parole dell'ecologia sono estranee al mondo del diritto, completamente estranee, come anche quello dell'urbanistica in buona parte. Quindi è un grosso pasticcio a cui bisogna mettere mano. Allora, prima cosa dobbiamo aggiustare un po' le parole. Allora, cominciamo a dire, questo è un bosco? No. Perché noi qui usiamo parole così, no? Questo non è un bosco, questo è un condominio a Torino, si chiama Condominio 25, faccio vedere, vedete, è fatto così, da tempo, ma sta bene, ma è bello, ma va benissimo, ma chi se ne importa, ma ci piace, ma certo che ci piace, ma non è un bosco, è chiamato bosco, ok? E la gente lo chiama bosco. Anche voi lo chiamereste bosco, invece non dobbiamo chiamarlo bosco. Questo è importante, perché se no poi ci ritroviamo, vedete anche i titoli dei giornali, no? Che il PNRR non paga il bosco di Venezia, ma quello non era no, questa roba che si vuole fare a Venezia non è un bosco, questo a Milano non è un bosco, sia chiaro, verticale, ma non è un bosco, sono piante sui balconi. Da una vita mettiamo le piante sui balconi, ok? Ne mettiamo un po' di più, sono un po' di più di piante sui balconi. È un'opera architettonica, può piacere o no, non è qui la sede, ma dobbiamo cominciare a dire, ragazzi, le parole sono parole, perché se no la corruzione inizia da lì. Questo è molto importante, non riusciamo a portare a casa nessuna, anche la parola transizione ecologica. Guardate, vi prego, visto che vi ha detto di tenervi il PNR, perché non vi vuole bene probabilmente, il PNR sul comodino, io non l'avrei augurato neanche al mio peggior nemico, ma comunque, vabbè, ok. Ecco, guardate, la transizione ecologica, che è una cosa seria, l'aggettivo ecologico, non c'è niente di ecologico nel PNRR, forse qualcosa di ambientale. I pannelli agrivoltaici, fotovoltaici, non è nulla di ecologico, è ambientale, ma vengono fatti passare per transizione ecologica. Ecologica è vita, la vita sono dai batteri alle piante, a noi, agli animali, al bosco vero, è vita. L'ambiente è temperatura, pressione, va bene? Quindi è un'altra roba. E qui c'è confusione continua, che purtroppo anche noi accettiamo con un po' troppa facilità e dobbiamo cominciare probabilmente non a mettere gli striscioni, ridateci i nostri soldi, ma ridateci le parole. Questo è importante perché ricordiamoci che il più grande patto di lealtà che c'è tra chi decide e i cittadini è l'uso del linguaggio. È questo, è l'uso del linguaggio. Se il linguaggio comincia a essere corrotto non ci capiamo più e ci fottono, ci fregano, scusate. Ok? Quindi questo non è bosco e anche questo non è bosco. Quindi la prima cosa che noi dovremmo, io quando ho visto un po' di immagini che mi sono arrivate, ho studiato un poco il caso perché non ce la faccio a studiarli tutti e ho detto no ragazzi questo non è bosco, ma questo va scritto dappertutto, questa roba non è bosco perché è chiaro che una volta si chiamava preverdissement, sapete che noi a Milano abbiamo inventato tutto, cioè voi pensate no? Ma noi già alcuni anni fa mi ricordo che ero inorridito da questi studi di architettura milanese che proponevano degli insediamenti molto residenziali per ricchi ovviamente, e in cui per conquistare delle aree proponevano già prima ancora di aprire i cantieri, proponevano delle aree verdi e li chiamavano preverdissement perché fa bello dirlo in francese, no? È come se ti frego prima, insomma.
Però questo aveva colpito molto l'immaginario, anche popolare, va bene? Moltissimo l'aveva colpito. Era un'altra volta un'invenzione lessicale. Questo è davvero un grosso problema, secondo me. Quindi qui sicuramente invece ci sarà un consumo di suolo. E l'altra cosa che mi viene da dire è che, guardate, anche nel linguaggio urbanistico si parla di aree abbandonate, di aree incolte. Allora noi dobbiamo anche imparare, ecologicamente, mettendoci il cappello ecologico, a imparare a cominciare a chiamare aree liberate. Quando un'area non viene più toccata dall'uomo, è un'area che finalmente respira, è un suolo che comincia a rinascere. Qui non è degradato niente, non è abbandonato niente, non è incolto niente, finalmente riparte la vita dal punto di vista ecologico. Quindi questa è un'altra questione che bisogna affermare con grandissima forza. Quindi io mi appello sempre alle associazioni ambientaliste proprio per rimettere ordine, cominciare a dire questa cosa qua. E sono cose importanti a mio modo di vedere. In Veneto è disperazione. Ora, dopo partiamo dai numeri, perché i numeri poi sono importanti per mettere ordine alle cose. Vabbè, siamo in un paese che destra, sinistra, centro è poi la peggio cosa, ma destra è quello che è. Siamo in un paese che del suolo fa solo cemento, va bene? E i dati ci dicono che ogni anno ormai stiamo aumentando a 2 cifre percentuali, va bene? Quindi tra Covid e post-Covid più 26% di consumo di suolo, tra post-Covid e post-post-Covid che oggi più 10,2%. Queste sono tutte aree agricole, naturali, che vengono cementificate, va bene? E quindi dal punto di vista ecologico stoppa la vita, fine delle trasmissioni, ok? Stop, quindi deve essere chiaro. Peraltro, vedete, 7.075 ettari, peraltro, visto che va di moda mettere gli alberi un po' ovunque, piace molto alla politica, piace un casino piantare alberi, notate, io noto sempre quando i sindaci si fanno fotografare con la pala, che la pala è nuova, è sempre nuova sta pala, e io non lo so, ma fosse usata una volta, no? Nuovissima, proprio, ancora a volte ho visto il coso del prezzo del ferramenta, che già trovare un ferramenta nei paesi è diventato complicato, quindi non so dove le prendano, su Amazon probabilmente, disastrosamente. E perché piantano, no? C'è questa idea dei boschi, di compensazione, bla bla bla. Ora, anche qui bisogna attrezzarsi a fare due o tre conti, perché un po' di dati, pochissimi, questo è un paese senza dati, e non ne vuole sapere di dare i dati, intendiamoci. Ma la stessa Regione Veneto che fa dei convegni sul verde, no? Alcuni mesi fa a Venezia, no? Benissimo, ho detto ok, ma 7.075 ettari a livello nazionale, poi vediamo i dati veneti. Cosa vuol dire se io dovessi compensarli veramente col bosco dello sport del cavolo? Perché il cavolo anche lui è un legume, no? Cos'è che è? Un ortaggio. Ecco. Beh, guardate cosa succede, che io dovrei piantare 2,6 milioni, no scusate, 377 punti perché adesso arrivano i milioni, 7.075 ettari sono pari a 2,6 milioni di tonnellate di CO2 perse. Perché perse? Perché, facciamo un passo indietro, voi tanto avete ottima memoria perché ci sono stati 2 relatori, perché in realtà il nostro suolo, una delle cose più straordinarie che fa, questo qui è il suolo, è uno spessore, non è una superficie come la vedono gli urbanisti la vedono così il suolo. Noi siamo terrapiattisti, io sono un terrapiattista, va bene? Quindi è un nostro problema questo, noi purtroppo vediamo il suolo così, come una superficie su cui poggiare casette, infrastrutture, stadi, che poi chiamiamo adesso perché ci siamo evoluti, boschi. Però il suolo è questo in realtà, è uno spessore, dov'è che? Non va. Il suolo è questo, è uno spessore ed è un corpo vivo. Una delle cose meravigliose, tra l'altro un corpo vivo, la nostra vita, tutta la nostra vita, quello che mangerete fra un po' e quello che avete mangiato stamattina arriva dai primi 30 centimetri di questo suolo, quindi poca roba. Pensate, tutta questa pellicina, questa polvere del pianeta ci tiene in vita.
E una delle cose straordinarie che fa in combinazione con le piante, non sono le piante a farlo, io non so più come dirlo, nel senso che le piante sono un vettore straordinario, parlando di cloroplasti, quindi sono solamente loro che fanno la fotosintesi clorofilliana, ma attenzione, nel suolo le piante infilano una valangata di carbonio. Come funziona la fotosintesi? Voi lo sapete, ma la riassumiamo in breve a mio modo. La fotosintesi secondo me. Come funziona? La chioma è un grande rastrello che acchiappa anidride carbonica, CO2, va bene? Perché la pianta ha bisogno di carbonio per produrre glucosio. Il glucosio, la formula è C6H12O6. C6 non C6 o C5, ma C6 proprio 6 atomi di carbonio, e sono tanti 6 atomi di carbonio, perché in CO2 ce n'è uno solo, quindi ha voglia a rastrellare carbonio, ma C6H12, 12 atomi di idrogeno, ma dove lo prendi l'idrogeno? Lo prendi dall'acqua, che non sta però lì, sta giù. Quindi la nostra pianta, come racconto sempre, mi piace sempre ripeterlo, fa un lavoro pazzesco. Prende una roba che gli serve fondamentale nel terreno, l'idrogeno attraverso l'acqua, un'altra roba fondamentale che gli serve, il carbonio in aria, ci avete mai pensato? È come se voi andaste a comprare il latte a Padova e il pane a Udine, tutte le mattine, nessuno di voi lo fa. Le piante fanno questo mestiere. E perché fanno questo mestiere? Perché a volte noi ci hanno magari spiegato la fotosintesi, diciamo, ma perché la fai? In effetti, perché la fai sta fotosintesi? Un po' di carbonio gli serve a loro stesse, perché il legno è carbonio, la lignina è una molecola complicata, ancora più un mix di glucosio complicato ed è legno. E vabbè, è un po' di quella roba, ma non solo gli serve a quello, neanche solamente per fare fiori e frutti e nomi, cose, città, no. Straordinariamente, qualcosa come forse addirittura in alcune piante la metà del glucosio che viene... Ah, vi piace questa storia? Vi vedo attenti. La metà del glucosio che viene generato dalle piante, con questo far la spesa in modo incredibile, viene cacciato nel suolo. E perché viene cacciato nel suolo? Viene cacciato nel suolo, vedete lì? Quella roba lì che sembra, come dico sempre... come si chiama quella band con i capelli così, Cugini di Campagna, i Nomadi, non mi ricordo, insomma, o i Queen, il chitarrista dei Queen, avete presente? Era così, no? Terribile, incredibile. Ecco, non sono radici, non sono radici, sono funghi, micelio. Il fungo non è il porcino, il fungo è il micelio, è tutto un groviglio, una ragnatela incredibile che sta nel suolo. Il porcino è il corpo fruttifero del fungo, ma il fungo è quella roba lì. E le piante, siccome vivono di fosforo e di azoto, e le radici sono invece adesso non ho il puntatore, non c'è un puntatore, pazienza, ce la dovrei avere da qualche parte, la mia borsa non so dove l'ho messa, per cui pazienza. Era qui la mia borsa, è arrivato qualcuno della Fiorentina, probabilmente già a prendere, non lo so. È là. Scusate, Ecco, quello che vedete in mezzo, mi sono svegliato presto, quindi si è ubriachi da troppo poco sonno per quello, no? Quello che vedete lì in mezzo, queste sono le radici, tutto questo è gigantesco, è il micelio. E perché la pianta ha fatto questi accordi incredibili? Perché in realtà sono loro che vanno a finire negli anfratti più remoti del suolo. Adesso ve lo faccio vedere come è fatto questo suolo, è fatto così il suolo ingrandito al microscopio, è una meraviglia, è una meraviglia. E lì dentro rimane l'acqua, dentro queste cavità rimane appiccicata l'acqua insieme alle sostanze nutritive che sono fosforo e azoto, di cui le piante hanno bisogno. Ma questi forellini, queste cavità, sono microbiche, 50 volte più piccole della più piccola radice, e quindi non ci entrano. E le piante, anziché sviluppare radici più piccoline, hanno pensato di fare un'alleanza, che noi non siamo capaci di fare, che si chiama simbiosi, una parola meravigliosa, inventata a fine Ottocento. E torniamo sui Cugini di Campagna, e quindi vanno a pescare, eccola qua, i Cugini di Campagna, quindi fondamentalmente questo micelio sono dei tubicini,
adesso semplifichiamo, e quindi cedono fosforo, il 100% del fosforo che prendono le piante lo prendono da lì, 100%, pensate che roba, non il 100% dell'azoto, questo no, prendono quindi azoto e fosforo dal terreno circostante, vedete, in un areale molto più vasto, e lo cedono alle piante, ma non lo cedono gratuitamente, è simbiosi, tu mi dai, io ti do. Ed ecco qua, che cosa prendono i funghi in cambio, il micelio in cambio? Prendono glucosio. E qui questo è il punto fondamentale che non c'è scritto in nessun testo di legge, perché la nostra grandissima capacità di fare da mitigatore climatico è dovuta alla combinazione tra suolo e piante. È il suolo, perché una volta che il glucosio entra qua non esce più, fine, uscirà fra 5.000 anni. Una volta invece il glucosio che rimane nella pianta, nelle foglie, nei frutti, quando noi bruciamo un pezzo di legno o si degrada in parte il legno, la degradazione, la fermentazione è il contrario della fotosintesi, quindi vuol dire che la CO2 anziché sequestrarla torna in atmosfera, ok? Quindi è una fregatura quando un legno rimane lì nel bosco e degrada, perché torna in atmosfera il carbonio che ha preso. Quindi noi abbiamo bisogno di questo meccanismo, noi abbiamo bisogno dei suoli e della combinazione con le piante. Ma capirla sta cosa, io non riesco a capire, io cerco anche di semplificarla, però vedo che chi decide proprio non ha capito. Quindi è chiaro che ogni volta che io cementifico, questo meccanismo lo interrompo, lo distruggo per sempre, e di conseguenza non solo lo distruggo, ci metto poi sopra delle attività che emettono CO2, quindi mi gioco un grandissimo intrattenitore di CO2. Va bene, e in più ci butto sopra qualcosa che lo emette, un disastro. Capite? Dal punto di vista del bilancio ecologico e climatico è un disastro. E quindi, tornando al nostro consumo di suolo, da cui eravamo partiti, perché credo che queste connessioni, almeno io le trovo importanti da capire, perché nel momento in cui io cementifico 7.000 ettari, questo paese, l'Italia, non riesce a traguardare nessun accordo internazionale che ha fatto sulla mitigazione climatica, ma nessuno, perché come vi dicevo 7.075 ettari che prima lavoravano a trattenere carbonio, per compensarli dovrei piantare, diciamo subito quanti abbiamo, dovrei piantare 5,2 milioni di aceri, cioè, ma dove li pianto? E poi se li pianto su un terreno dove magari c'è un prato e già lui stesso faceva quel lavoro di sottrazione e quindi dovrei fare di nuovo tutti i calcoli. Ma dove li pianto? Dove li prendo io tutti questi ettari? E poi dovrei aspettare altri 100 anni perché le piante sono molto lente a crescere, ok? Anche se i sindaci con la pala si mettono lì a prendere delle piante pronto effetto e si fanno i selfie e sembra che sia nata dalla notte alla mattina, ma no, ci mettono 20 anni, 30 anni, nei primi anni le piante assorbono pochissimo carbonio, ok? Cioè lo tengono per sé, zero. Quindi è veramente un disastro il consumo di suolo da questo punto di vista. Come si comporta il Veneto e la provincia di Venezia su questo disastro? Volete saperlo? Il Veneto è il numero 2. Per un paio d'anni è stato anche il numero 1. È riuscito anche a superare la Lombardia. Poi la Lombardia, che non ne vuole sapere di essere seconda a nessuno, ultimamente sta dando il meglio. E quindi noi con una legge urbanistica che il Veneto ci ha copiato e che noi riteniamo essere la miglior legge urbanistica ovviamente d'Italia, se non del mondo penso anche, perché siamo fatti così. Riteniamo che assolutamente con la nostra legge urbanistica migliore del mondo il consumo di suolo si fermi e infatti aumentiamo. 2 anni fa eravamo 883 ettari all'anno, l'anno scorso 908, a dimostrazione che non sta divenendo nulla, e il Veneto dietro che arranca, era prima a 600 e qualcosa, 680 se non mi ricordo l'anno scorso, quest'anno a 739. Quindi è una regione disastrosa da questo punto di vista, ok? È la seconda regione più cementificatrice d'Italia, il 10% dell'intero consumo di suolo italiano se lo porta via questa regione. Che poi prevalentemente, adesso vi faccio vedere dove va a finire,
va a finire, vedete, questo qua è i dati del provinciali. Peraltro, nota di servizio, tutti questi dati sono disponibili per tutti i cittadini. Ecco, prima giustamente sentivo parlare di partecipazione negata, sappiate che l'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, che si chiama ISPRA, fino a quando glielo permetteranno, ci siamo capiti, produce ogni anno un rapporto sul consumo di suolo disponibile, in cui potete scaricarvi anche i dati comune per comune, adesso ve li faccio vedere, e quindi, voglio dire, tutti i cittadini possono caricarsi come le pile Duracell, capito? Perché è importante mostrare i dati nel momento in cui c'è un dibattito con i portatori, con coloro che decidono, perché coloro che decidono hanno, come dire, l'arte di confondere le parole, non sempre, ma insomma spesso accade così. Beh, i numeri non confondono nulla, i numeri sono numeri, e quindi questo è quanto. Quindi, come vedete, la provincia di dov'è che siamo? Eccoci qua. La provincia di Verona è top in Veneto, subito dopo abbiamo la Treviso. Il vostro presidente di che provincia è? Non mi ricordo più. Ah, ecco. Treviso, poi abbiamo Venezia, eccoci qua, e poi abbiamo Padova, che se la cava sempre bene anche Padova. Poi questo è le città, ecco, quindi qui abbiamo invece che spicca Venezia, che vedete ha 37 ettari in un solo anno, quindi Venezia che vuol dire Mestre fondamentalmente. Qui abbiamo i campioni di suolo in Veneto, quindi questo è il campione di suolo consumato, quindi la città più cementificata in assoluto è Venezia, poi c'è Verona, poi c'è Padova, poi c'è Vicenza, poi c'è Treviso, poi Rovigo, poi Jesolo, che sappiamo perfettamente che anche se fa dei numeri incredibili sul turismo, ma chiediamoci quale turismo, disastrosamente è anche top, è tra le top città sul suolo consumato. Vi faccio vedere un'altra cosa, ecco questo è un altro passaggio importante che vi chiedo attenzione, perché questo signore, questa frase arriva da, non ho scritto il nome, ma ve lo dico, da uno studioso svedese che si chiama Johan Rockström. Johan Rockström è l'uomo che nel passato ha traghettato il concetto di resilienza dal mondo della meccanica, dove esisteva già da tempo, al mondo delle scienze ambientali, anche della pianificazione territoriale, diciamo così, no? E quindi esiste proprio un centro di ricerca sulla resilienza a Stoccolma. Ha scritto dei libri meravigliosi, di grandissima capacità divulgativa, questo ve lo consiglio, Grande mondo, piccolo pianeta. E perché grande mondo? Perché il mondo siamo noi, gli antropici, gli uomini, e il pianeta che siamo sempre di più, ovvero non è che siamo numericamente, pretendiamo sempre di più, al di là della crescita demografica, pretendiamo sempre di più, abbiamo un'impronta ecologica sempre più disastrosa, e il pianeta però è sempre quello, fondamentalmente, quindi è sempre più piccolo rispetto alle nostre pretese. Allora, lui si è inventato una teoria che si chiama teoria dei confini planetari. Prendetevi questo libro, è bellissimo, tra l'altro è fatto anche con un fotografo naturalista, meraviglioso, perché al nord delle Alpi i docenti universitari hanno la mission di fare i divulgatori, noi se lo facciamo, io per esempio sto perdendo tempo, tecnicamente. Io sono felicissimo di essere qua, invece, intendiamoci. Però tecnicamente il nostro sistema universitario, purtroppo, questa è perdita di tempo. Perché noi dovremmo scrivere solamente paper internazionali, ranking e bim bum bam. Anche noi siamo in questo meccanismo vorticoso, avido del consumismo. Il nostro signor Rockström, vi dicevo, è inventore di questa teoria dei confini planetari. Per cui ha detto, guardate ragazzi che qui ci stiamo segando il ramo su cui siamo seduti. Allora ha individuato 9 questioni nodali importantissime e su queste 9 misurabili, e su queste 9 ha fatto i suoi calcoli e ha visto quante di queste 9 noi siamo fuori da ogni confine, immaginando che dentro i confini noi possiamo tranquillamente andare avanti ancora a giocare a pallone, a fare il tifo al Venezia, a fare il tifo a non so che cosa, possiamo ancora dentro però stando all'interno di alcuni confini ben precisi. Se li superiamo siamo fregati, va bene? Uno di queste 9 questioni è l'uso del suolo, proprio questo.
in parte per le cose che vi ho detto, regolatore climatico, poi vi farò vedere altri dati molto semplici per esempio sulla capacità di permeabilità, di farsi attraversare dall'acqua e bim bum bam. Allora lui ha fatto una proposta molto seria, dice ragazzi dobbiamo rimanere entro il 15% delle terre libere da usare per necessità urbane o agricole, cioè non dobbiamo superare il 15%, va bene? Se superiamo il 15% siamo fregati, ben sapendo che la media già dei paesi OCSE è al 12%, quindi siamo lì, stiamo arrivando al limite. È chiaro che la media, come diceva Bukowski, e qui devo dire una parolaccia, Bukowski, la temperatura nostra del corpo, 37 gradi centigradi, la si può ottenere felicemente, per chi vuole, mettendo il culo nel forno e la testa nel freezer. Però è evidente che in quel modo avremo una temperatura probabilmente media perfetta, ma siamo crepati. È chiaro? Questo per dirvi che l'operatore statistico della media è un operatore che non è felice nel racconto della verità, va bene? Quindi il fatto che il 12% dei paesi OCSE sia già con un uso del suolo antropico nasconde il fatto che molte di queste percentuali sono molto più alte. Allora io vi ho preparato, doveva venire dopo questa slide, ma invece no, vi ho preparato quello che succede proprio in Veneto, proprio da queste parti. Aspetta, ve l'ho preparato ieri. Dov'è? Eccolo qua. Poi andiamo a vedere anche i dati assoluti. Questo peraltro sono le percentuali di suolo urbanizzato nei comuni della provincia di Venezia in cui dentro non c'è le aree agricole. Se metto dentro le aree agricole qua andiamo fuori dallo schermo. Quindi se il 15% deve essere il limite da non superare tra la somma di aree urbane e aree agricole, ecco queste sono solamente le aree urbane. Allora capite che abbiamo Spinea al 43%, Fiesso d'Artico, che il nome ci direbbe tutt'altro, ma è al 37,4%, Martellago al 36,4%, a sinistra ci sono tutti quelli sopra il 15%, va bene? L'ultimo è di Venezia, 17,1%, poi c'è Jesolo, 17,7%, Cavallino Treporti, siamo qui vicino, 18,6%, San Donà di Piave, 21%, Campolongo Maggiore, 21,9%, Camponaga, 23%, capite? Siamo completamente fuori. Certo, se io prendo il dato italiano è 7%, e tante grazie, ci ho messo dentro nel denominatore le Dolomiti, gli Appennini, le Alpi, i laghi, ci ho messo dentro tutto quello che raccattavo, l'ho messo lì e risulta che l'Italia è al 7%. Ma se poi vado a vedere dove noi abitiamo, perché voi abitate qua, e abitate in una zona che è soffocante, altro che bosco dello sport. Lascia il bosco, che lo sport lo facciamo camminando nel bosco, piuttosto, no? Che bosco dello sport? Quello non è un bosco dello sport, quella è una piattaforma terribile di cemento, va bene? Quindi questi sono i dati. Allora è chiaro che mettere insieme quella proposta scientifica, perché poi quest'anno pensate che è l'anno della comunicazione della scienza, lo sapete, ogni anno c'è un anno, no? Quest'anno ma io scrivevo in treno perché sono in un comitato scientifico e dobbiamo preparare una cosa e dicevo, ma avevamo scritto i punti che dobbiamo trattare e non c'era il dialogo con i decisori. L'avevo scritto in treno, tanto era in ritardo. Ho detto, ma ragazzi, ma se noi non scriviamo, non poniamo questo problema, che non c'è legame tra la scienza e chi deve decidere, è completamente spappolato questo legame, spappolato, va bene? Devo finire. Sentivo. E quindi questi dati li ho preparati perché servono a caricare, ma non tanto a molla le persone, a dargli degli ottimi argomenti. Questo è importante, perché quando tu sei al 43% e ti permetti ancora di consumare suolo, tu stai distruggendo il futuro, l'hai già distrutto prima, ma capite, non so neanche come spiegarlo. I dati, poi ci sono i dati, se volete, che ho portato anche, questi qua sono i dati del suolo, del quanto si è consumato in un solo anno, perché ahimè il Comune di Venezia è disastrosamente top dei top nella provincia, quindi in un solo anno il Comune di Venezia è riuscito a cementificare 37 ettari, l'anno scorso 22 ettari, quindi in 2 anni ha fatto fuori 50 ettari, Jesolo
13,48 l'anno scorso, 2 anni fa 11,49. Martellago, li vedete, 11, cioè sono dei numeri, potete scaricarveli questi, adesso poi io vi lascio la slide così, però è importante sapere questi numeri, è importante scriverli dove si può scriverli, sui muri, sui giornali, perché se no parliamo di cosa parliamo, va bene? E così è importante, credo, anche nelle opposizioni che si fanno al TAR. Ecco, mi piacerebbe un giorno leggere un'opposizione al TAR in cui non si racconta solamente in punta di diritto come vanno le cose, ma anche in punta di scienza, perché anche nell'opposizione fatta al Bosco, se posso permettermi, anche l'opposizione fatta al Bosco c'è tutti i richiami alle norme, ma non al fatto che il suolo ha uno spessore straordinario e unico che ci mette 2000 anni a generare 10 centimetri. E noi dobbiamo dirle queste cose, cioè dobbiamo mettere il giudice di fronte al fatto che ci sono delle questioni di scienza che la norma non vede, perché la norma è indietro, la legge è indietro, noi non abbiamo una legge nazionale di tutela del suolo, non ce l'abbiamo. Fino al 2014 nel testo unico ambientale il suolo era una superficie dove c'erano le infrastrutture, questo era il suolo. E cosa volete che mi interessi a me fare una ringa citando una norma sbagliata? Un disastro. Allora dobbiamo anche qui, è il mio sogno, immaginare che i ricorsi non solo avvengano in punta di leggi, perché le leggi, ripeto, anche le direttive europee sono purtroppo dei compromessi maledetti fatti dalle forze politiche in cui molto spesso il suolo non emerge quale è, e c'è una parola che identifica il suolo, che vorrei che fosse chiara e che purtroppo, per esempio nel ricorso io non ho letto e mi è dispiaciuto non leggerlo, e che non dice nemmeno la legge del Veneto, e che quindi se uno cita la legge del Veneto non riuscirà mai a dire questa parola che è questa. Il suolo è un ecosistema, e questo è importante, Il suolo è un ecosistema. Vuol dire che sono più importanti le relazioni che mette in piedi il micelio, gli scambi chimico-fisici, biologici e così via. È più importante quello della sua superficie, è la vita che c'è lì dentro, anche se la legge non lo riconosce. La definizione di suolo della regione Veneto, che fa paura, non lo dice che è un ecosistema, se ne guarda bene. E perché se ne guarda bene? Perché non lo fa la regione Lombardia? Perché non lo fa la regione Emilia-Romagna? Che prenderla come esempio, vi prego, non prendetelo come esempio la legge dell'Emilia-Romagna, che è un disastro, solo che ha un camouflage più vigoroso e non sembra. E infatti l'Emilia-Romagna è sempre stata la terza regione per consumo di suolo, intendiamoci, quest'anno è quarta perché la Puglia ha fatto un salto in avanti con più 44%, disastro. Perché non c'è scritto che il suolo è un ecosistema? Perché l'articolo 117 della Costituzione, che adesso staranno cancellando con l'autonomia differenziata maledetta, l'articolo 117 della Costituzione dice chiaramente, cari miei, no, gli ecosistemi me ne occupo io, Stato italiano, ma correttamente, perché sono inconfinabili. Cioè quello che accade all'uccellino che c'è a Tessera, lui si posa lì, non è che riconosce il comune di Annone piuttosto che di Venezia, piuttosto che di San Donà di Piave, va dove vede il suo habitat. Quindi gli ecosistemi sono inconfinabili e giustamente la Costituzione ritiene che qui debba esserci quindi un predominio della dimensione statale su quella locale. Ecco, sappiate che nell'autonomia differenziata il punto S dell'articolo 117 della Costituzione, anche se non viene esplicitamente detto, ma c'è scritto nel DDL 615, andrà in capo alle regioni. Ma attenzione, mettetela sotto il cuscino l'autonomia differenziata, che proprio così, proprio tra il comodino col PNRR, il cuscino con l'autonomia differenziata, poi ha voglia melatonina, cioè ce ne vogliono praticamente di betoniere di melatonina, perché non solo l'autonomia differenziata strappa alcune cose drammatiche al buon senso ecologico, ma addirittura si prepara a subdelegarle ai comuni. Disastro. Ho capito, ma è già scritto così, Ho capito, siamo contenti che non c'è, però come ho detto all'inizio, non aspettiamo che arrivi l'autonomia per poi fare il ricorso.
Cominciamo adesso ad accorgerci le cose. Chiaro che non c'è, siamo tutti felici, ma attenzione, perché noi dobbiamo riconoscere cose prima. Quando nella legge del Veneto la definizione di suolo era quella roba lì, bisognava subito impugnare quella roba lì, perché quello non è il suolo, e non è stato fatto, e lì è passata. È terribile questa cosa. Nella legge lombarda è passato il concetto, articolo 2, non mi ricordo, che il bilancio ecologico, sono inventati la definizione di bilancio ecologico, ovviamente snaturando, dicendo cosa? Ah, ragazzi, sapete cosa facciamo? Che se noi abbiamo un'area neanche pavimentata, un'area destinata a urbanizzazione, la zona dello stadio, no? Destinata a urbanizzazione, di cui togliamo questa destinazione e andiamo a costruire in un'area libera, siccome abbiamo tolto la destinazione da qua e abbiamo costruito qua, le due aree erano perfettamente geometricamente uguali, bilancio ecologico uguale a 0, non consumo di suolo. Questo c'è scritto sulla legge. Io mi sono arrabbiato tantissimo, ho cercato di scrivere a tutti i consiglieri, alle associazioni ambientaliste, guardate che stanno manomettendo i concetti. Oggi sono tutti in ricorso su questa roba, ma bisogna arrivarci prima. Quindi per quello che dico, per me l'autonomia differenziata va fermata molto prima, proprio già andava fermata prima e si è provato a fare, è il mio parere per carità, ma mio parere, e quindi me ne prendo la responsabilità. Ma lì dentro c'è scritto, già sono andato a leggerlo, proprio quello approvato dal Senato, che le regioni poi saranno libere di delegare il punto S, l'ecologia ai comuni. Ma cosa stiamo dicendo? I comuni, se arrivano a scrivere piazzola ecologica, è l'unica cosa che riescono a fare, e non è ecologia, perché la piazzola ecologica sono i rifiuti. Vi ho appena spiegato che l'ecologia è vita, non è rifiuto, va bene? Quindi è concettualmente disastroso. Però questa roba qua non sta sollevando in opposizione nella gente, perché anche noi purtroppo a sud delle Alpi abbiamo una cultura ecologica, ahimè, ai noi, bassa, e quindi non riconosciamo i pericoli di alcune riforme. E siccome credo che sia importante, io quando laureo, tanto vi faccio vedere delle cose che non sono in Veneto, e siccome quando laureo i miei studenti, e sono io presidente di commissione, non mi capita spesso perché, pensateci voi perché, io faccio, quando gli do la pergamena, proprio non gliela do, ce la tengo io, e per ottenerla devono, lo dico sempre, dire davanti al pubblico dei parenti, nonni, bisnonni, novantenni, così via, devono dire che si impegneranno a dare voce a ciò che voce non ha. Perché questo è un po' il nostro ruolo. Quello è il ruolo delle associazioni anche, no? Dare voce a ciò che voce non ha. La squadra di pallacanestro, la Juventus, l'Inter, il Milan, hanno voce. Se ce l'hanno, figuraci. Certo che ce l'hanno. Ma il suolo non ce l'ha, il micelio non ce l'ha, la CO2 non ce l'ha. Allora noi dobbiamo riuscire a dare voce a questa cosa, dobbiamo farlo anticipando i tempi. Qui le Olimpiadi sarà un disastro sarà. Un disastro perché c'è la variante di Longarone, perché adesso tutti guardano la pista di bob, ma alle spalle della pista di bob c'è la variante di Longarone. Eppure quando hanno celebrato il 60° del Vajont, ma neanche il Presidente della Repubblica ha detto: ma che state facendo in Veneto? Scusate, abbiate pazienza, ma cosa avete imparato da quei giorni? Niente. Anzi, il Presidente del Friuli è riuscito a dire che bisogna a ogni passo sulla terra rendersi conto del valore della terra. Io mi sono sentito preso in giro. Chiudo come? Del suolo abbiamo detto tantissime cose. L'acqua vi avevo detto, giusto? No, per chiudere sull'acqua, visto che di acqua mi sembra che ce ne sia abbastanza in zona, chiudiamo così. Come ero a Firenze, vi faccio vedere questa immagine, perché c'è un concetto che credo sia importante da mettere a fuoco, che riguarda gli urbanisti, riguarda i decisori, riguarda tantissime figure che hanno responsabilità, perché poi noi andiamo a fare le lezioni alle elementari, no? Anche a me chiedono, io ci vado,
se posso, la mia agenda me lo permette, ci vado alle medie, elementari, alle superiori a raccontare cos'è il suolo, il problema del consumo di suolo, però a volte dico, ma ragazzi, ma stiamo facendo lezioni alle vittime, noi dobbiamo fare lezioni ai carnefici, non alle vittime, cioè che facciamo? Cioè speriamo sempre che i più giovani poi fra 20 anni, ma fra 20 anni non c'è il tempo più di 20 anni, quindi bisogna riuscire anche a mettere in piedi processi formativi di apprendimento che riguardino gli adulti, noi, perché siamo noi a decidere qua, sono io con la mia età a decidere qua. Questa immagine cos'è? È la piana di Firenze, dove ero stamattina. Vi ricordate, l'ultima delle alluvioni, 3 miliardi di danni, 3 miliardi di danni. E infatti il presidente della Toscana ha mandato il giorno stesso dell'alluvione sui social questa immagine. IBAN, soldi, grana, alluvione, danni, vi prego, protezione civile, tutti come diabolica, hanno tutti nell'armadio la giubbettina gialla, e tutti entriamo in casa normali, usciamo da diaboliche di protezione civile, soldi, bim bum bam. Io quando ho visto questa immagine ho detto, ma che fanno questi? Ma com'è possibile far vedere questa immagine per chiedere dei soldi? Ma vedete cosa c'è in questa immagine? C'è un cantiere, cioè mi stai facendo vedere un'immagine di alluvione dove a essere sotterrato è un cantiere, ovvero un oggetto che impermeabilizza. Cioè capito? È come se tu vai a processo per omicidio, va bene, del gatto, che non va bene lo stesso, intendiamoci, e con la coda del gatto in mano. Cioè, è evidente che il giudice non è che deve fare gli avvocati molti arringhe, sei lì con la coda proprio dello stesso gatto e dici no, io sono innocente, è difficile crederti, va bene? Mi sto spiegando adesso, scusate l'orario che ci fa fare questi esempi, non me ne vogliano le associazioni degli animali. Però questo è l'esempio. Allora, qui c'è un problema, c'è un altro problema qua, no? Perché noi, guardate, facciamo vedere agli studenti delle cose di una ormai banalità incredibile, che dov'è che è lo schemino? Facciamo sempre vedere. Eccolo qua. Che è molto semplice. Se i suoli non sono cementificati, sono in grado di raccogliere il 50% della pioggia. Va bene, vedete lì, no? 25-25. Di cui, attenzione, perché 25-25? 25 va in falda e 25 rimane nella terra, in quei buchi che avete visto prima, ve li ricordate? Perché quando l'acqua va in falda è una fregatura, Noi di solito diciamo, l'acqua, la ricarica della falda, è sempre un modo antropocentrico di vedere le cose, perché la falda poi è il rubinetto di casa. Ma l'acqua deve rimanere nei suoli, perché sennò le piante l'idrogeno dove lo prendono? E come fanno a vivere? Quindi è importante che i suoli siano sani e siano in grado di tenere l'acqua. Se vi spostate a destra, e peggiorano le cose se vi spostate a destra, vedete che dei 100 millimetri, litri, quello che volete di acqua, solo 10,5 se va bene vanno nel suolo, le aiuole, i parchi urbani, quelle robe lì, va bene? Se va bene, Il parco, la biblioteca com'è che l'hanno chiamata a Milano? Perché è un'altra manomissione di parole, la biblioteca degli alberi, ma no, un parco che è sopra un ponte. A Milano c'è la biblioteca dell'albero, è un parco, è un verde, ma è sopra un ponte. Ecco, lì se piove è evidente che l'acqua non va in nessuna falda, evidente, no? E quindi vuol dire che non è quel 10,5. Ma attenzione alla linea che rimane orizzontale. Vedete, a sinistra, che non è che le cose vanno sempre meglio a sinistra, a sinistra vedete che vale 10 e a destra vale 55, vuol dire la quantità d'acqua che rimane in superficie. Quindi vuol dire che ogni volta che io impermeabilizzo, quindi ho 7.075 ettari cementificati di suolo in un anno, aumentano la quantità di acqua che rimane in superficie. E siccome la legge più semplice del mondo sulle forze, F uguale ma, forza uguale massa per accelerazione,
e immaginando che l'accelerazione sulla piana di Firenze è sempre la stessa, perché quella è la pendenza, va bene? Come può aumentare la forza? Solo aumentando la massa. Ecco che se io impermeabilizzo, aumento la quantità di acqua in superficie, aumenta la forza, aumentano i danni, aumentano le vittime e dopo io voglio più soldi. E voilà, le jeux sont faits. Ecco qui, anche qui come intrecciare le responsabilità di chi decide. Se tu urbanizzi, tu peggiori il bilancio idrogeologico anche in pianura, non solo nelle montagne, quindi aumenti i miei danni, aumenti le mie spese, mi stai mettendo le mani in tasca. Punto, è così. Ecco, questi sono piccoli numeri che devono aiutarci a capire che fondamentalmente il consumo di suolo è una iattura, va bene? Quindi io basta, mi fermo, vi ricordo questo, che è importante, questo hanno scritto i miei studenti, che bello, eh? Una sera mi hanno invitato in un posto che si chiama Erba, che proprio è pieno di cemento, e sono arrivato, ho trovato il posto dove loro erano perché avevano messo tutti questi cartelli ed è molto interessante, questo potrebbe essere anche una cosa perché uno dice ma che posso fare io? Questo potete fare, potete mettere cartelli, quindi non imbrattate niente per carità, mettete cartelli in giro, guarda quanti siete, se ognuno di noi fa 10 cartelli, mestre piena sino a qua di cartelli, no? Però questo è importante perché bisogna trovare linguaggi nuovi che non possono essere quelli dei professori noiosi, bisogna trovare anche coinvolgere gli artisti. Ci sono delle cose molto belle che sono state fatte a Venezia, che si fanno qua. Coinvolgere gli artisti, dare voce a ciò che voce non ha. Statemi bene. Allora, ringraziando il professor Pileri per la chiara e semplice, immediata e anche simpatica presentazione in cui ci ha arricchito di tutta una serie di spunti e di informazioni. Ovviamente, nonostante l'ora tarda, aprirei un dibattito, un contributo da parte del pubblico, invitando però in ogni caso a essere limitati e concreti proprio vista l'ora. Se qualcuno vuole porre delle domande o porre dei contributi, siamo qui, meglio delle domande. Quelli che sono andati via probabilmente sono andati a fare i cartelli, è vero, probabilmente hanno preso subito l'abbrivio per fare i cartelli. Guardate che è importante quella roba lì. Allora, domande, forza. Buongiorno, sono Gisella, una socia di Italia Nostra di Belluno, ma anche tutto quello che è stato detto a fronte di un tasso di denatalità in Italia che è sotto gli occhi di tutti e quindi anziché promuovere interventi anche conservativi, perché non parliamo dello scempio che nel dopoguerra è stato fatto nelle nostre città italiane, insomma, no? Senza nessun criterio urbanistico, conservativo, insomma, anche di eleganza dal punto di vista dei centri urbani. Sì, si vede chiaramente la differenza quando si va all'estero, mi riferisco anche al nord Europa, eccetera, dove c'è stato un criterio, insomma, nello sviluppo dei centri urbani, e invece da noi dove ci sono palazzi orribili anni 60, lo vediamo anche nella stessa meravigliosa Venezia, che ci sono delle cattedrali che sono circondate invece da palazzi storici, cioè invece che fare interventi conservativi o buttare giù quello che è obbrobrioso e sopra magari costruire qualcosa di bello e di coerente, diciamo, con l'urbanistica, si va ancora ad occupare. Ecco, io volevo solo dire questo anche perché appunto l'Italia è in evidente calo demografico, no? Mi pare che sotto gli occhi di tutti.
Sentiamo anche. No, non possiamo che confermare. Quello che io sono Francine e parlo da un'associazione che si chiama Aria Bassanese e che ha lottato contro un consumo del suolo che ha fermato il primo scalino, ma che andrà avanti perché è vicino alle SPV, un asso molto interessante per le imprese come si dice? Usare per le loro edificazioni. Quello che vorrei chiedere è: ho firmato ovviamente la richiesta di Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF per andare a partecipare a questo testo di legge che si sta facendo in questo momento in Veneto, la legge unificata, no? Cosa possiamo fare ancora? Perché sì, possiamo lottare con voi. Cosa abbiamo come possibilità di partecipazione, di strumenti? Perché come dice il professor Pilleri, andiamo adesso a rompere le scatole a quelli che fanno questa legge. Cosa possiamo fare? Buongiorno, Vanzan Marchini, sono una storica che si è occupata anche di conservazione del territorio. 2 domande secche. C'è suolo e suolo. Ci sono dei suoli che hanno anche delle proprietà terapeutico-ambientali. Esempio, Ospedale al Mare. Domanda secca appunto al professore e a Grigoletto. Una spiaggia terapeutica confermata da studi, è nata la talassoterapia italiana lì. Vogliono demolire il monoblocco, eccetera. Che strumenti abbiamo per opporci anche a questo valore aggiunto del suolo di cui parla lei, perché è un valore codificato da funzioni terapeutiche. Non solo, io avevo invitato su questi temi anche anni fa Paolo Maddalena, che era un giurista esperto della Corte, e il quale sosteneva che era un bene comune e che quindi nessuno lo poteva toccare né alterare. Sono stati fatti un sacco di progetti. Quindi domanda secca a questo: cosa possiamo fare dal punto di vista legale, dal punto di vista anche di partecipazione dei cittadini. Secondo punto, Italia Nostra si è occupata anche della variante di San Vito, di Cadore, che prospetta la creazione di una superstrada su tutti i prati, perché questa è un'altra cosa che possiamo fare anche in specie. E il terzo punto, va bene, era quello sui fienili, ma è inutile dire. Queste 2 cose forse. Grazie. Buongiorno, sono Warren Cairns, sono qua in rappresentanza di Extinction Rebellion e chiedo come possiamo aiutarvi. Siamo tutti insieme, tutti parlano, vediamo tutti le stesse contraddizioni nella regione. Dobbiamo unire forze perché da soli non ci posso fare. Abbiamo attivisti che sono con fogli di Via di Venezia che non possono venire oggi. Come possiamo metterci insieme per fare forze abbastanza che non possono arrestarci tutti? Chiedo sulla superstrada del mare che verrà data in appalto a chi ha fatto la pedemontana, tanto per dire. Sono cittadino di Quarto d'Altino, sono vicino a quell'insediamento non ancora fatto di Casale, a pochi metri da Quarto d'Altino c'è un progetto di ampliamento di un allevamento di maiali da 5.000 a 56.000 in progetto. Per fortuna c'è un avvocato che segue la vicenda e ha presentato tutti i ricorsi in regione. Il sindaco di Quarto d'Altino, vicepresidente del Parco del Sile, ha detto che non riguardava lui perché
il confine del Parco del Sile dista 500 metri da questo presunto insediamento. Teresa Lapis, sono un'insegnante di diritto in pensione e ho fatto educazione civica e secondo me non è solo questione di mancanza di dialogo tra architetti, urbanisti e giuristi, che è sempre stato un problema, ma è soprattutto un problema di mancanza di dialogo e di senso, di valore dell'altro, il valore del tutto, direbbe, no? So, un economista che forse è più gettonata di un giurista. Però quello che mi interessava dire, informare, che nel 12 dicembre del 2023, cioè ieri, è uscita per la Commissione europea una deliberazione, una raccomandazione sulla partecipazione dei cittadini per le decisioni rispetto. Cioè esistono gli strumenti, 12 dicembre 2023, esiste nel sito in tutte le lingue, quindi si può leggere ai ragazzi con riferimenti a fonti italiane e nazionali che l'Italia ha sottoscritto e quindi è inadempiente anche per le modifiche del titolo quinto del 117, dove per l'autonomia differenziata vuole esprimere un'egemonia che non è significativa e conforme a legge, cioè il senso di legalità, conformità, giustizia riguarda una ecologia. Io ringrazio, perché è vero che le parole non hanno senso, ma io che sono in pensione da 2 anni insegnavo diritto e economia, il giusto e l'utile è un problema, perché ho avuto problemi a condividere con docenti, colleghi e studenti cos'è la parola cittadinanza o democrazia. Io parlo di cittadinanza globale perché ormai il territorio rispetto ai luoghi ha un senso diverso di comune, provincia, regione, e la sussidiarietà esiste, ma la gente non ha. Tra sussidiarietà e solidarietà si può cominciare a condividere qual è il senso e il nostro protagonismo di cittadini globali, oltre che nazionali e europei. Ecco, volevo dire, ragazzi, c'è un problema proprio di condivisione di senso da attribuire rispetto alla pratica. Se non siamo riconosciuti come valore, non parliamo degli insegnanti. Uno va in comune e chiede un accesso che è universale e non c'è nessuno che è responsabile del procedimento dagli anni 90 ti risponde in maniera motivata, congrua. Puoi venire, non puoi venire, lo so, per questo, perché sì, perché no. Beh, mi sembra almeno inadempienza dello Stato di diritto, poi possiamo dire tutto il resto. Grazie. Direi di ancora una qui di Carlo. C'è una cittadina anche lì. Una cosa grande e una cosa piccola. La cosa grande è la risposta alla signora, cosa possiamo fare? È una buona notizia. È stata convocata il 17 di maggio la prima assemblea nazionale dei movimenti popolari di base che si occupano di pace, assemblea nazionale, pace, ambiente, immigrazione, diritti e democrazia. Fantastico. Chi l'ha convocata? A Verona, all'Arena, Francesco, che ricomincia quel cammino di saldatura dalla base dei movimenti che si occupano delle persone, dell'ambiente, dei diritti, della difesa. È la prima assemblea nazionale dei movimenti popolari, ne ha fatte altre 2 o 3 in giro per il mondo, ne ha fatte 2 in Sud America, e questo forse è un segno, non sarà tutto quello che passerà lì, ovviamente, ma è un segno interessante, perché Francesco ha intuito prima che c'era la guerra a pezzetti, l'abbiamo scoperto dopo, e forse certe intuizioni sono da coltivare. La risposta è quella di forse saper ricominciare a lavorare trasversalmente, senza barriere, sui temi, sulle competenze, sugli schieramenti, sulle persone e sulle ideologie, sui gruppi, cioè lavorare saldando, cioè costruendo forse una nuova politica che non guarda più alle liste, agli stemmi, alle barriere, alle competenze, ma che nel quotidiano comincia a lavorare trasversalmente. Credo che il coordinamento veneziano per la pace si è dato l'impegno di preparare tutte le realtà territoriali del nord Italia, quantomeno, da qua ad aprile attiveranno un lavoro di preparazione di questi temi, convocheranno delle giornate di lavoro con i comitati e con le realtà locali per arrivare preparati all'assemblea e poi all'incontro con Francesco in Arena, che sarà, si spera, il momento per riformulare delle politiche, delle iniziative, delle strategie di lavoro per i prossimi anni su questi temi. La cosa piccola invece rispetto a questo tema grosso,
credo che sia importante, ci ho riflettuto cosa dire in questo intervento perché sarei pieno di cose negative e non voglio, invece una cosa in positivo da ricordarsi, la pubblicità dei dati ambientali, ma non la pubblicità statistica dell'ARPA e dell'ISPRA, ma la pubblicità del dato amministrativo. Quello che succede nel Comune di Venezia, che pur doveva attuare la legge 11 ancora del 2004, che stabiliva dei dimensionamenti, sono un urbanista, dei dimensionamenti per funzioni territoriali rispetto ai singoli ambiti del territorio. Statistica, registra le concessioni rilasciate, quantifica, ricorda e scrive. Ma io ho detto, ma scusate, ma abbiamo consumato? Ah, non sappiamo. Nessuno fa il totale. Cioè si scrive il dato e si nasconde nel cassetto, nessuno fa il totale. Sarebbe già importante che a livello nazionale, perché è un problema di riconoscimento della natura pubblica del dato amministrativo che si occupa del territorio, di suolo. Questa è una cosa credo che va ricordata. Poi ci parliamo un attimo del professore dell'agrovoltaico, ci siamo già incontrati una volta, e quindi land grabbing spaventoso a livello nazionale. Direi con questa di fare l'ultima perché tutto è interessante. Ma... Salve. Io faccio parte della migliore provincia del Veneto come consulo di suolo e ne sono fiera, ecco, sto scherzando ovviamente. Anna di Verona. Due cose. La prima, come possiamo come cittadini far valere a livello anche comunale il discorso dell'urbanistica partecipata di cui si parlava prima, che mi sembra che a livello di PNRR o di altri sia dovuta, cioè si debba coinvolgere i cittadini. Quindi noi come possiamo chiedere di essere coinvolti nelle scelte concretamente? Primo. Secondo, in molti paesi, molti comuni c'è l'appuntamento elettorale, ma anche a livello europeo e tante cose. Come cittadini, a parte il fatto di eleggere o non eleggere persone che, vabbè, uno dice sì, io sono pieno di valori, poi vanno là e spesso purtroppo cambiano idea. E nel mio comune è così. Come facciamo noi a far valere questi temi ambientali, queste tematiche nelle prossime elezioni concretamente, cioè non solo con proclami, non solo presentando solo liste, ma essendo un peso importante a livello politico nel senso di occuparci della città? Grazie. Quindi se volete iniziare a dare delle risposte. Avete fatto delle domande abbastanza impegnative. No, io considero una cosa molto rapidamente. Chi viene a queste occasioni è sempre gente motivata. Quindi non è che adesso noi magari vi diamo delle informazioni in più, ma sappiamo che la gente che partecipa in queste occasioni è gente che ha già una consapevolezza, magari anche fa parte di quella cittadinanza attiva che si attiva in movimenti e quindi magari non siamo noi che dobbiamo dare a loro risposte perché sono già attivi. Io ritengo assolutamente fondamentale che si esca dalla frammentazione. Cioè il territorio veneto, intanto il Veneto è fatto da una maggioranza di persone che hanno firmato il referendum per l'autonomia. E quindi bisognerebbe incominciare a guardare il vicino e capire che se forse continuiamo a dare sostegno e continuiamo a confermare il fatto che la situazione che si è creata con un governo che è rimasto più o meno lo stesso dal 95, quello che è successo nel Veneto è successo con un governo che non ha avuto particolari momenti di altalenanza per cui si dice andati giù alcuni vanno sugli altri che fanno l'opposto, perché qui si gioca sempre al fare e al rifare. È una situazione di una stabilità politica quasi sorprendente dal 95 ad oggi, prima con un governo a maggioranza di Forza Italia che ha fatto anche le sue belle deleghe sul piano casa, di cui la legge Veneto poi via via ha potuto usufruire, e poi in più dal 10 con la Lega che è la maggioranza, con ovviamente il Presidente. Quindi devo dire, abbiamo una situazione dove la gente risponde confermandola questa politica. Non è poco, quindi forse bisogna che si parli di più anche con i vicini per far capire dove non si capisce. L'altra cosa è, io assisto
da tempo in situazioni dove si creano dei movimenti a livello locale che sembrano però quelli che dicono non davanti a casa mia, nel senso che se ci si comporta solo con una frammentazione di comitati non si ottiene niente. A Casale non hanno ottenuto purtroppo niente, a Roncade non hanno ottenuto purtroppo niente, quindi non vi posso dire fate i comitati, perché si è già visto. Se si fanno e si fanno dopo, quando sono già scappati i buoi, come diceva anche prima nell'intervento che abbiamo sentito con forza, che non si può arrivare dopo. Noi abbiamo fatto quello che vi ho presentato a grandi linee facendo vedere quelle immagini, è un bilancio di 22 anni. In questi 22 anni non è successo niente se non la conferma di questa situazione, la conferma del fatto che comunque si potesse continuare ad andare avanti in questo modo. È un bilancio impietoso quello che il Veneto fa nel 2024, impietoso. È il peggio in molte cose, è il peggio a livello nazionale in molte cose. Addirittura in parte, come ha detto anche Paolo, è peggio della Lombardia. Ma fanno a gara i due, quindi devo dire una nobile gara quella tra la Lombardia e il Veneto. E quello che chi ci va di mezzo è semplicemente una condizione di rapporto tra noi e l'ambiente, tra noi e la natura, che non darà spazio più di tanto alle generazioni future. Questo è. Allora, che cosa si deve fare? Già una cosa che io ritengo sia stata molto grande, è il fatto, molto grande, molto importante, è il fatto che alcune associazioni importanti si siano messe assieme. Non era mica successo prima, è successo adesso. È successo fortunatamente non dopo la legge, ma è successo prima della legge. Allora, se Lega Ambiente, Italia Nostra, WWF riescano ad essere momento di coagulo per presentare un'istanza, perché poi ci vogliono anche le energie e le forze. I comitati ci sono, ma c'è qualche comitato che ha fatto da capofila? No. Però io so che i comitati affermano sempre la loro identità e la loro differenza. Non possiamo andare avanti a sostenere identità e differenze quando gli obiettivi sono uguali. Riconosciamoci in alcuni obiettivi e portiamoli avanti. La frammentazione fa bene al sistema che c'è. Questo è il problema. Allora, a me piacerebbe tantissimo, per rispondere alle domande, che a quell'appello, su quel link, rispondessero tutti i comitati e tutte le persone che si riconoscono in queste cose. Non dico tutte le persone del Veneto perché penso che siamo la minoranza, ma magari qualcosa incomincia a cambiare. Ma pensate che sia poco? Allora, come si fa nei comuni A? È la stessa cosa, non si va come soli soggetti che dicono io ho la Costituzione che mi difende e voglio essere convocata quando c'è il consiglio, quando c'è la discussione. È sistematico che questo non succede, perché il sistema funziona perché non vuole la partecipazione. Il sistema funziona barrando i consigli o facendoli di notte, ma lo sappiamo. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna cominciare a organizzarsi e poi una volta che ci si organizza si faccia rete. È l'unica possibilità, è quella della cosiddetta società attiva che sia in qualche modo consapevolizzata rispetto a tutte le questioni che state. Ognuno di voi ha una questione perché è di quei territori. Io ho il porcilaio che aumenta, l'altro è la strada che aumenta. Avete visto com'è quel territorio? Quel territorio della dispersione vi porterà ad avere sempre più consumi di strade, sempre più. Ma lo chiedono gli stessi che vivono in un comune che, attraversato da camion, la strada dice no, basta, dobbiamo chiudere qua, allora dobbiamo aprirlo da un'altra parte. Quello che sta succedendo col terrario, comitato del terrario perché non vogliono la... Ma se avete visto che cos'è quel territorio, siamo arrivati troppo tardi anche nelle rivendicazioni, perché quel territorio lì richiederà sempre più strade. Ecco, però, per arrivare a noi. Poi dopo c'è anche l'ospedale al mare. Io quella faccenda forse perché la conosco di più.
Per intenderci, è importante riconoscerci, oggi c'è l'occasione per fare rete il più possibile e divulgare il più possibile l'informazione. Solo questa pressione fa capire in Regione che la società non è solo quella che vuole l'autonomia e che fa il referendum, e che gli conferma ancora questo stato di cose, perché vuole addirittura che senza leggi guida nazionali. Pensate che questa delega sta succedendo, questa attribuzione ulteriore di autonomia, sta succedendo senza avere nemmeno un quadro di indirizzi nazionale, che è ancora peggio, è assolutamente ancora peggio. Avremo ancora una regione come il Veneto che, siccome a livello nazionale non c'è la legge sul consumo di suolo, se la fa lei, e se la fa lei nel modo che abbiamo visto, con le deroghe. E continuano le deroghe. Quello che è l'appello per tutti coloro che si vogliono riconoscere in qualcuna di queste istanze, quell'appello chiede che venga rifatta nella sostanza la legge. Allora, perché vogliamo mettere ancora i puntini sulle parole e differenziarci perché ogni comitato vuole la sua identità? Finiamola, è un vizio italiano che deve finire. Questo ve lo dico in modo molto corale. La cosa dell'ospedale al mare si sarebbe potuto gestire in un modo molto diverso se ci fosse stata un'altra amministrazione, perché l'amministrazione ha il compito di dirigere, di essere regista di strategie di trasformazione, ma lasciamo perdere il bosco verticale, Mestre, la situazione. Allora, la situazione di Venezia è che ha un patrimonio straordinario, che è quello della spiaggia, che ha addirittura degli ecosistemi che sono unici a livello europeo, e ci sono già dei botanici che l'hanno detto e che hanno fatto capire la rilevanza di quello. Però dall'altra parte abbiamo un patrimonio dismesso che sta lì da 20 anni, completamente dismesso, che è da riutilizzare. Su quell'intervento fatto rispetto all'ex ospedale al mare, avevano fatto la proposta di un investimento sempre in funzione turistica, con la Cassa Depositi e Prestiti, che ovviamente non voleva altro che far cassa, dall'altra parte l'investimento del Club Mediterraneo, che adesso è dei cinesi. Insomma, c'erano strategie diverse. Sì, c'è stata un fermento anche su quello molto piccolo, ma la cosa si è trascinata a lungo finché adesso c'è una proposta di intervento di un operatore che lavora in un settore che è quello del medicale, di alta tecnologia, eccetera. Allora, io sostengo che questo intervento sia un intervento giusto dal punto di vista di quello di cui avrebbe bisogno Venezia, anche per avere una rigenerazione in termini di popolazione. Abbiamo sempre sostenuto che questo non possa che avvenire nel campo della ricerca avanzata, dei settori avanzati, quindi in quel caso tutto torna. Non torna la gestione dell'intervento, non torna il fatto che non ci sia un'amministrazione che faccia regia a questa trasformazione, perché potrebbero benissimo convivere queste due cose, sempre che il privato, a questo punto l'investitore, non abbia mano libera a chiedere tutto. Quindi senza dubbio è un problema, ed è un problema forte, ma ancora una volta nei luoghi dove le istituzioni funzionano, vi garantisco che la gente sa riconoscere, intanto la gente è coinvolta, ma sa riconoscere le politiche e in qualche modo anche l'operatore privato ha le condizioni messe davanti con una regia pubblica che sa perfettamente fin dove può arrivare, dove è possibile, ma questo vuol dire un ruolo istituzionale che ha strategie almeno di 30 anni per far capire, perché anche le cose che si stavano dicendo, si arriva a consumare meno, ma quando io ho una visione, una strategia che in 30 anni mi mette assieme le risorse, mi fa vedere dove posso intervenire per risanare, per riconvertire, dove devo invece orientare gli investimenti. Allora prima era stato fatto vedere, c'è il bosco dello sport, però nello stesso tempo c'è il patrimonio grande patrimonio dell'ex petrolchimico, dove nessuno pensa più a niente, se non qualche proposta per fare... no, c'è il movimento degli interessi anche lì, ma l'amministrazione di Venezia avrebbe dovuto già 15
15-20 anni fa, orientare con un piano di 20 anni tutti gli investimenti lì, come fanno Monaco, come fanno molte città dell'Europa, come fa Lione, come fa... È possibile andare avanti in un altro modo. Allora, quello che tra l'altro mi piacerebbe molto fare, magari ci organizzeremo a farlo, vi presentiamo dei casi che funzionano, perché la gente non ha più neanche la capacità di pensare che forse si può fare in un altro modo. Abbiamo smesso di pensare che ci sia un futuro diverso, in cui anche le politiche concorrono in quella direzione. E vi garantisco, di esempi ce ne sono molti, e da quegli esempi si impara. Disponibilissima a presentarvi alcuni esempi che fanno capire. Raccolta la proposta sicuramente, probabilmente su questo stesso schermo. Professor Pileri vuole... Un attimo, professore, posso, così lei chiude lei, sì. Allora, perché poi io le propongo anche di fare un cartello, lei. Tutti ci mettiamo all'opera, ecco, all'opera, questa è la parola chiave. E con tutto il rispetto per l'Accademia, tutti noi abbiamo i nostri master, abbiamo già dato, ma noi stiamo parlando della trincea. Qui è la trincea, e non dirò più da oggi della tutela dell'ambiente, perché io non mi occupo di SCOAS, ma ti dirò tutela dei beni culturali e dell'ecosistema. Ecco, tutti siamo nella trincea, e nella trincea si combatte e non si perdono tutte le battaglie. Quindi io ricordo che Italia Nostra, da questo punto di vista, con una serie combinata di azioni che poi sono terminate in una revoca di provvedimenti importanti amministrativi, ha ottenuto, e qui ringrazio le persone che vedo, Cristina Romieri, la Emanuela Vassallo e altri, magari me le sono, Tiziana Penzo, Elena 40, magari ci sono anche altre persone che qui tra il pubblico, abbiamo ottenuto che la salvaguardia dei padiglioni fronte mare, che il progetto di Club Med ne prevedeva la demolizione, quindi è stato un salvataggio di un bene dal punto di vista storico monumentale. Ecco. E adesso c'è la questione della spiaggia. Io non entro nel merito del progetto. A me, da quello che ho letto, sembra, con tutto il rispetto, un ennesimo progetto ricettivo, magari un turistico ricettivo dedicato ai dipendenti di queste società, il turismo d'impresa e quant'altro, ma il fatto che nel preliminare di vendita sia data come condizione la trasformazione della spiaggia in stabilimento balneare, è chiaro che lì si vuole fare del turismo e poco a che fare con la ricerca. Il fatto che questo non sia emerso nel dibattito pubblico mi sembra anche francamente un'ipocrisia. E qui bisogna capire come tutelare un ecosistema veramente unico che si è ricreato nel corso degli anni. E qui sarà una battaglia assolutamente da fare. Certo che in tutte queste dinamiche il Comune è regista e sarà un appuntamento importante le elezioni amministrative del 2025 e non bisogna fare gli struzzi, dire non arrivano. Una volta ci passa la palla, ogni 5 anni capita a noi cioè una nostra decisione se sprecarla o meno. La seconda cosa, Extinction Rebellion, è ancora qui il signore? Sì, no, perché io volevo parlare con lei. Io ho molto piacere che sia venuto, perché allora ho piacere che questi movimenti dal basso non si occupino solo delle emissioni, cioè si occupino del futuro del pianeta, che non è solo evitare attività inquinanti, bruciare la nafta. Io sono stato per lavoro a Gaeta, quindi non facciamo esempi locali. Io sono stato per lavoro a Gaeta 2 giorni fa e in Rada Gaeta c'è sempre attraccata una nave americana di grossissima stazza che per far funzionare tutto l'impianto elettrico di bordo
anche quando in rada ha i motori a nafta in moto eternamente. E quindi è giusta la battaglia che fate della serie non basta dire elettrico, ma come si produce l'elettrico, perché se l'elettrico continuiamo a produrlo usando idrocarburi è un disastro. Ma ho piacere che voi, oltre alla produzione dell'energia, avete fatto questo passaggio in più, il suolo e anche la tutela degli ecosistemi. Allora io mi chiedo, sempre in maniera lecita, perché ovviamente iniziative che violano la legge io e noi, le persone con cui collaboriamo, non le possiamo condividere, ma qui a Tessera si stanno distruggendo 40 ettari di terreno agricolo neanche abbandonato, ma come ho mostrato coltivato. A settembre ci hanno raccolto il mais. A Cortina devono abbattere, tagliare un bosco di larici per la famosa pista da bob. Possibile che su 2 interventi così iconici non ci sia la possibilità di collaborare? Ben venga il suo aiuto. Ripeto, il problema ambientale non è solo quello che emettiamo, ma anche quello che distruggiamo. Vengo brevissimamente al professor Pileri, il discorso dei cartelli. Tanto ormai è uscito sui giornali, giovedì prossimo il Bosco dello Sport sarà all'esame del Consiglio di Stato. Vi posso, che è la massima magistratura amministrativa della Repubblica. Vi posso, a parte la Cassazione, il tribunale più numeroso per composizione del collegio, ci sono 5 giudici che ti guardano lì in alto, c'ero anche questa settimana qui, ed è molto impressionante. Siccome abbiamo ancora la possibilità di depositare una memoria entro lunedì sera, noi siamo avvocati, io no, i miei colleghi, io sono consulente giuridico, noi depositiamo memorie giuridiche, però se vuole scrivere un contributo da depositare alla massima magistratura amministrativa della Repubblica, che ha questo one shot di leggere le sue considerazioni, io le do io l'incarico di scrivere un cartello, insomma. Ecco. Vado veloce, VAS e partecipazione, ma voglio chiarire la parola partecipazione. Non è che gli strumenti amministrativi previsti da norme europee, la direttiva VAS sulla valutazione ambientale dei piani e programmi del 2001, pensate voi se sono cose nuove, solo che in Italia non vengono attuate. Non è che la partecipazione consente ai cittadini di votare sulla modifica del piano regolatore, però già avere la pubblicazione dei piani in anticipo e poter scrivere osservazioni argomentate già è uno strumento importante. Da questo punto di vista, una riunione che abbiamo fatto la settimana scorsa in università a Padova, vediamo di attivare un piccolo corso sulla VAS per i cittadini e per i comitati, in modo che quando la prossima volta vanno a parlare col sindaco magari ne sanno un po' più del sindaco, anche perché non sono cose difficili e quindi è importante far veicolare le informazioni. Sulla partecipazione un'ultima cosa, e dobbiamo capirci bene. È importante arrivare preparati agli appuntamenti elettorali, perché è lì che si decidono i vertici di regione e comune. E purtroppo gli esempi degli ultimi anni sono stati un po' disastrosi, perché le forze politiche si sono sempre presentate molto frammentate. Quindi è importante usare gli strumenti amministrativi, però è importante usare anche gli strumenti giuridici. E per coordinare gli interventi serve, secondo il mio punto di vista, poiché è sempre valido il detto "neanche il canno muove a cua per niente", è importante secondo me muoverci in un'ottica americana di trovare risorse economiche per queste battaglie. Sul modello americano, dove le grosse battaglie a tutela del paesaggio e dell'ecosistema sono fatti da fondazioni e trust. Quindi operare sì per convincere il vecchietto
vicino a casa propria a votare bene, ma anche magari se ci sono persone che hanno grossi patrimoni, magari un piccolo lascito, costituire una piccola fondazione per la tutela del paesaggio che un domani si trasforma in trust, che può pagare gli avvocati e i professionisti, che poi magari possono andare ai tavoli con gli enti locali in maniera formata e preparata, come gli enti locali che ovviamente finché hanno uno stuolo di dipendenti pubblici che vengono pagate con le tasse e che assistono il sindaco, è ovvio che il rappresentante del comitato va a questa riunione con 20 persone, si trova sia in minoranza numerica ma anche non avendo gli strumenti giuridico-amministrativi. Quindi formare strutture dal punto di vista economico che possano agevolare queste battaglie. Questo è il consiglio che mi sento di dare. Prima di passare la parola al professor Pileri, per chiudere questa interessante giornata, volevo solo ricordare per chi non lo sa che il riferimento al Consiglio di Stato è perché Italia Nostra Venezia ha fatto ricorso al TAR contro il Bosco dello Sport con esito negativo, per cui abbiamo deciso comunque di ricorrere al Consiglio di Stato e qui evidentemente sarà un attimo il momento critico di confronto, proprio perché riteniamo che le ragioni per le quali viene proposto i finanziamenti non siano assolutamente corrette, per cui riteniamo che siano ragioni per opporsi. Ovviamente qui mi attacco al discorso dell'aspetto economico, perché questi sono costi ingenti che dobbiamo sempre sopportare e come associazione per ora riusciamo a fare fronte. Ecco, professor Pileri, se vuole. Importante. Allora, le domande sono molto interessanti, ma non ci sono, voglio dirlo molto, molto chiaramente, i comitati. Sono molto d'accordo con quello che diceva, bisogna intanto fare fronte comune, ma poi non ci sono soluzioni pronto effetto. Toglietevelo dalla testa, fine delle trasmissioni. E come state vedendo, i percorsi giuridici sono estrattivi dal punto di vista finanziario e non producono i risultati che vogliamo. Allora io dico, dopo 15 anni che vediamo questo teatrino, io continuo a dire, e quindi vi porto un'altra posizione, che purtroppo quello che bisogna fare, siamo in ritardo, ma meglio tardi che mai, è lavorare sulla densità dei concetti. Cioè, i nostri sindaci sono ignoranti ecologicamente, i nostri governatori sono ignoranti ecologicamente, ma trovano purtroppo poi anche noi ignoranti ecologicamente. Se trovassero invece che noi sappiamo bene le cose, meglio di come loro pensano che noi sappiamo, questo li metterebbe in difficoltà. Faccio per dire, io che per mia scelta mi sono messo a girare tantissime di situazioni del genere, quindi popolari, felicissimo, e quando vengo io mica vengono i sindaci, no, non ci sono mai, hanno sempre impegni istituzionali. Allora, la questione è che bisogna lavorare, da un lato bisogna continuare a fare i ricorsi ed è corretto, ma noi abbiamo bisogno di densificare alcune questioni che sul climate change, sul cambiamento climatico, sulle questioni della crisi ecologica non sono automatiche, quindi percorsi di apprendimento, bisogna inventarsi percorsi di apprendimento, perché anche se dilatiamo la partecipazione dei cittadini, ma i cittadini non sanno cos'è un ecosistema, ragazzi non cambia niente, no, ve lo dico perché io ci vado a queste cose qua, non cambia niente. Non cambia niente. Se tu fai una partecipazione in questo momento dei cittadini sulla mobilità, ma la stragrande maggioranza ti chiede il parcheggio, non ti chiede di non usare l'auto, ti chiede il parcheggio. E tu cosa fai poi? Fai parcheggio? Te lo chiede, partecipazione, ti chiedono il parcheggio e mo lo fai. È partecipazione. È partecipazione. E che fai? Allora, secondo me c'è un nodo su cui ci stiamo schiantando e che oggi non ci basta la partecipazione. Abbiamo bisogno di mettere carne sul fuoco, io sono vegetariano, carne sul fuoco dei concetti, dei contenuti e avere una partecipazione che è più consapevole
e sa porre delle domande, non si vergogna a porre delle domande perché si rende conto che chi è davanti e dovrebbe traguardare le prossime generazioni, ma che cosa vuoi traguardare se non sai nulla? Però loro non si sentono in difetto su queste cose. Chi decide in questo momento non si sente in difetto. Attenzione, io me ne sto rendendo conto, non si sente in difetto. E questo è un problema, ok? E quindi secondo me qui bisogna lavorare moltissimo e i comitati, molto d'accordo, si uniscano, spengano la TV, i social e bisogna studiare, dico questo, non lo faccio per fare la pubblicità al libro che c'è fuori, per carità, però a chi di noi fa lo sforzo di scrivere un libro divulgativo, e vi assicuro vale 0 nella mia carriera, va bene, lo fa proprio per spirito, voglio dire, e però è importante questa cosa, perché sennò si rompono le cinghie di trasmissioni. Guardate, faccio un esempio antipaticissimo. Io da anni mi schiero, anzi ho perso il posto al Ministero per la mia opposizione alla ciclabile del Garda, tanto per essere chiaro. Ero sul tavolo tecnico operativo, da esperto. Ho scritto articoli, prodotto memorie, una valangata di materiale, poi mi chiedono all'ultimo secondo se scrivo una roba. No, basta, ci ho scritto un sacco di roba, prendete quello che ho scritto, mannaggia. Sento i discorsi di chi oggi ha capito, dopo le 1000 frane, che quella ciclabile non va fatta, ma dopo 1000 frane, io è 3 anni che scrivo su quella roba lì, 0, anche i comitati, 0. Adesso che cadono giù le robe, no, all'inizio 2021, 0. Italia Nostra sta lottando fortemente, però quello che ho detto prima, certo che Italia Nostra sta lottando fortemente e sono con lei fra qualche 2 di febbraio, ma certo che sta lottando fortemente, ma la questione è che noi dobbiamo lottare fortemente subito, perché dopo perdiamo tempo, perdiamo grip, non so come dire, e il mondo si fa più complicato, perché adesso il presidente della provincia di Trento dice ma noi abbiamo già appaltato le cose, non si può tornare indietro, c'è la penale, la paghi tu la penale, e tutti incasinati. Quindi è il diritto che prende il posto a questo punto, capite? Allora, bisogna anticipare i tempi, lavorare un po' tutti assieme, cioè il mio mestiere non... Se può servire qualcosa, le cose che scrivo, però usiamole. Quando sento poi i discorsi in consiglio provinciale, in consiglio regionale, dei consiglieri che dicono di tutto con dei discorsi strampalati, che durano tantissimo tempo, tra l'altro ho scoperto, e non citano le fonti, allora dico, ma allora che cosa stiamo qua a fare? Ma cosa stiamo qua a fare? Ma perché io devo prendere il mio tempo, anziché andarmi a fare un bel giro in bici, e scrivere, tra l'altro perdendo pure il posto al Ministero, se poi le cose che scriviamo, le opposizioni che facciamo scientificamente non vengono usate? Non vengono usate. Allora qui c'è un problema. Perché dobbiamo scrivere di suolo spiegando che è regolatore climatico e se poi non vengono usate? Perché dobbiamo scrivere articoli e controarticoli spiegando nel linguaggio più semplice possibile che l'agrivoltaico è un problema e le associazioni poi dopo che il PNR è stato scritto, dopo che i finanziamenti sono stati dati, dopo, mi telefonano, ci aiuti? Ma io cosa devo fare? Allora, c'è 2 questioni complicate che non c'è una soluzione, bisogna anticipare e lavorare di densità. Questo noi oggi abbiamo bisogno perché non abbiamo alle spalle cultura ecologica, non ce l'abbiamo. Purtroppo è così, perché non l'abbiamo imparata a scuola, perché a me quando ho insegnato la fotosintesi non mi hanno raccontato queste cose, ok? Ma non è che possiamo fare una colpa, chi se ne frega della colpa. E ci sono tra l'altro, ci sono tanti materiali sulla salute. C'è un dispositivo meraviglioso a livello internazionale, si chiama One Health, unica salute, va bene? E che ovviamente i nostri governanti ignorano, il Ministero della Salute ignora, ma c'è un dispositivo di legge che peraltro l'ha recepito, non lo sanno neanche, che è molto semplice. Uno dice, guardate ragazzi, fermi tutti, dopo è una delle poche cose nate con criterio durante la pandemia, ho detto, fermi tutti, visto che sono stati pipistrelli, anche se poi si nega, allora la zoonosi è una cosa importante, allora vuoi vedere che tutto sta sotto un unico ombrello di un'unica salute? Cioè non è che dobbiamo occuparci della nostra salute, perché se nel frattempo noi continuiamo a consumare suolo e mettere in crisi gli habitat del pipistrello, come è successo Endra virus, che noi in Australia noi non ce ne occupiamo perché giustamente ci occupiamo delle cose dietro casa nostra, ma sappiate che in Australia non si può più andare.
perché c'è un virus che si chiama Indra, che si è diffuso e disastrosamente sta ammazzando un sacco di gente, ok? E come si è diffuso questo è curiosa questa cosa, sapete come si è diffuso? Perché le città spingono l'agricoltura spinge la foresta, quindi cambio d'uso dei suoli, i pipistrelli non hanno avuto il loro habitat, ci sono pubblicazioni scientifiche su questo, no? Si sono ritrovati con l'endravirus. Allora, la questione è che anche lì stanno lavorando con One Health, quindi noi dobbiamo occuparci della salute del suolo, perché vuol dire occuparci anche della nostra, ma se ci occupiamo solo della nostra e non occuparci di quella del suolo, dopodomani siamo di nuovo punto da capo, perché non ce la facciamo occupandoci solo di noi. Allora, questo concetto di One Health, per esempio, è un concetto complicato, che si sta facendo poca strada, ancora non è conosciuto, però deve essere già conosciuto dai comitati, già conosciuto dalle associazioni, perché è importantissima questa roba, capite? E quindi, dopodiché, i cartelli, che ho visto che non vi piace l'idea, perché mi chiedete cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, cosa non possiamo fare. Grandi. Però questo è importante invece, perché anche qui io credo che, lo dico proprio anche da accademico, noi usiamo dei linguaggi che non funzionano. Quindi dobbiamo innovare il nostro modo di comunicare, sia come comitati, come associazioni, e recuperare un po' di coraggio. Cioè, ragazzi, allora, nel 1956, tale Antonio Cederna, che non era solo simpatizzante di Italia Nostra, che io amo, va bene, pubblicava un libro cosiddetto Vandali in casa, cioè, titolo capito, non hai capito? E se voi lo leggete, non sono buone pratiche, no, non c'è una buona pratica, no, c'è anche una verve polemica per mettere in evidenza le questioni e per costruire coraggio e spinta sociale e per fare questo. Mio papà a terza media mi ritagliava gli articoli di Antonio Cederna sul Corriere della Sera, oggi il Corriere della Sera ovviamente non ospiterebbe più un Antonio Cederna, perché parlando un linguaggio normale, comprensibile, si capivano le cose. Oggi noi ci mancano gli Antonio Cederna. Il Giorgio Bassani, se leggete le cose di Giorgio Bassani, cioè non è che c'era la buona pratica, cioè si incazzava, ma con una densità stilistica, anche di contenuto, che noi oggi abbiamo bisogno di recuperare. Non ce la facciamo se no, perché se no usiamo lo stesso registro stilistico dei sindaci che vogliamo contrastare, che usano un linguaggio disastroso molto spesso, inappropriato, disastro, capito? Non può funzionare questa roba qua. Ultima cosa che dico è, quindi, secondo me sulla questione come si dice, della comunicazione bisogna fare qualcosa. One Health l'ho detto, la Laudato Si, visto che si parlava di Francesco, è un'altra roba che mi fa incazzare, una enciclica bellissima, straordinaria, dice delle cose papali, di grandissima finezza ecologica, non ambientale, ecologica, in cui mette in croce anche la sostenibilità. Io non vado a messa, quindi non è che posso controllare i preti se ne parlano o no, però chiedo un po', no? Ma non se ne parla, ma com'è possibile di questa roba qua? Cioè c'è un materiale, anche i comitati possono usare, anche quelli laici, gigantesco. Questa è un'altra roba da mettere a proposito di frammentazione, anche se il Papa non andiamo a messa, io non ci vado, ma chi se ne importa, voglio dire, lì ci sono delle robe veramente di densità incredibile e sono da usare. Calo demografico, prima vi ho fatto vedere una cosa, certo abbiamo degli indicatori su questi, guardate che ci sono queste informazioni sul rapporto nazionale sul consumo di suolo, peraltro sarò a San Bonifacio il 1° il 1° febbraio, San Bonifacio, altro disastro, ma è una cosa incredibile. Però ecco, altre cose vi faccio vedere, per esempio io sono anche basito che davanti a roba del genere non ci sia stata opposizione. Questa per esempio è a proposito di sabbie, di suoli, di cure, no? Questa è a Senigallia, una pista di motocross fatta all'indomani dell'alluvione, 15 morti, dell'alluvione di Senigallia. È pazzesco, però nessuno l'ha detto che era pazzesco, capite? Nessuno l'ha detto che è pazzesco. Cioè, quindi io credo che c'è bisogno anche di mettere in moto questo tipo di denunce, no? Culturali. Perché la questione qui è culturale, ragazzi, è terribilmente culturale e non ce la facciamo a botte di ricorsi, perché il Consiglio di Stato, i giudici del TAR comunque annusano l'aria politica che gira, non è che non l'annusano, ok?
c'è un tanfo in giro e c'è dappertutto sto tanfo, e quindi e le leggi d'altronde sono state già scritte, perché noi poi chiediamo agli avvocati, adesso non a Grigoletto, intendi. No, ecco. Noi chiediamo agli avvocati, che sono quelli che poi hanno scritto, perché quelle leggi del Veneto, chi pensate che le abbia scritte? Gli avvocati. Quindi noi chiediamo lo stesso sistema di proteggerci, ma è lo stesso sistema che ci frega. Non può funzionare questa roba. Quindi dobbiamo chiedere ai biologi, ai naturalisti, ai pedologi, capito? Dobbiamo mettere in campo dei saperi che mettono in crisi anche il mondo degli avvocati. Un bellissimo libro. Cacchio, non mi viene il titolo. È di un avvocato, peraltro, sudamericano. Ma che no, dice la natura, i diritti della natura, ecco, pianeta B, che dice è un avvocato molto, molto influente in America, e dice: guardate, gli avvocati non potranno salvarci, perché non sa niente di ecologia. È vero, Ed è vera questa cosa, cioè, che vuol dire che non è che non possiamo fare a meno di loro, però abbiamo bisogno di densificare anche il loro lavoro. Questo è importante, non so come dirlo. Allora, grazie. E così gli urbanisti, intendiamoci. Grazie ancora a tutti per avere anche la pazienza e la capacità di restare fino adesso. Fuori ci sono i libri del professor Pileri, mi permetto di raccomandare la loro lettura, che è molto illuminante, e come associazione vi ringraziamo, e al di là dei ricorsi al TAR mi sembra che questo sia un esempio di quell'impegno di informazione, di crescita della conoscenza che fondamentalmente noi riteniamo sia fondamentale. Vi invito anche a iscrivervi a Italia Nostra, ovviamente, per inciso. Visto che Bassani e Cederna, quelli citati, sono stati proprio i nostri padri che ci hanno guidato nella nostra crescita.